Buongiorno, ben ritrovati anche in questo sabato. Come sempre in diretta vi faremo compagnia fino alle 14:30 per raccontarvi quello che accade sul nostro territorio, a partire dalla situazione del Covid, ma non solo. Tante cose da dire oggi, purtroppo c'è anche molta cronaca, ne parleremo fra pochissimo. Parleremo ovviamente di Covid, alle 12:30 circa ci collegheremo con Marghera, con la nostra Ilaria Marchiori, per fare il punto sui contagi e le vaccinazioni, ma poi anche il giorno dell'avvio del processo all'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, quindi il processo Consoli blindatissimo per quanto riguarda il crack di Veneto Banca. Parleremo anche dei 30 anni della tragedia del Moby Prince, con tante vittime, 7 di queste trevigiane che gridano ancora vendetta perché chiedono ancora che siano riconosciuti i colpevoli, i responsabili di quella tragedia. 30 anni dopo ancora una tragedia senza colpevoli. Parleremo delle discoteche chiuse ancora da un anno, insomma tante come sempre le tematiche sul piatto, però ripartiamo come sempre dalla Covid. Dicevo, fra poco avremo l'aggiornamento di vaccinazioni e di contagi, però insomma si parla di riaperture, si sta parlando di riaperture anche negli ambienti del governo. Come sapete il Veneto, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, è stato classificato a rischio basso, ma resta arancione, avrebbe numeri da zona gialla, ma resta in arancione. Così ha deciso il governo di mantenere questa stretta o rosso o arancione, per lo più arancione ormai quasi tutta Italia, per evitare che poi la situazione precipiti nuovamente, ma c'è una eventuale data, un'ipotesi di riapertura di zona gialla, ovviamente in base ai dati che verranno poi analizzati la prossima settimana, per bar, ristoranti, anche cinema e teatri. Si parla del 19 aprile, però c'è anche una parte della maggioranza del governo che dice invece no, bisogna restare con la idea iniziale del 1° maggio, proprio per evitare che la situazione possa precipitare. Allora partiamo da qui e poi faremo un focus anche su Porto Marghera e non solo, con il senatore Andrea Ferrazzi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Grazie per essere ancora qui con noi. Allora, ripartiamo da qui. Esiste, intanto lo chiedo a lei, insomma, perché lei sicuramente ne sa più di noi. Esiste questa ipotesi, questa discussione su questo 19 aprile come eventuale ipotetica zona gialla, ovviamente, per alcune zone d'Italia? È una discussione in corso perché è presente in tutti noi che c'è l'esigenza di superare la pandemia, ma anche di dare una mano all'economia, alle imprese, alle famiglie, ai lavoratori, eccetera. Naturalmente tutto questo dipende da come andrà il virus e quindi come vanno i contagi nei prossimi giorni e come andrà la campagna vaccinale, perché il combinato disposto di queste due operazioni che consentirà poi di riaprire, cosa che io, come lei sa, auspico da tempo. Noi dobbiamo mettere in sicurezza il Paese, ma metterlo in sicurezza anche dal punto di vista economico, perché oggettivamente la situazione rischia di essere ancora più drammatica di quello che è già oggi. Ecco, la data chiave sarà venerdì prossimo, il 16, quindi la cabina di regia, il monitoraggio della situazione. Lei quindi come giudica questa ipotesi? Perché c'è chi invece, a partire dal ministro Speranza e il CTS, dicono manteniamo fino al 1° maggio, c'è il rischio di ritornare indietro. Lei cosa dice? No, c'è il rischio di ritornare indietro, basti vedere il caso della Sardegna, era zona addirittura bianca fino a pochi giorni fa e da questi giorni diventa la rossa, perché il virus è ancora presente, è un virus, consente di dire questo termine, bastardo, nel senso che fugge, cambia, muta e quindi va affrontato dal punto di vista sanitario con grande determinazione. Vede, questo governo ha scelto una linea molto dura per aprile, cioè dicendo chiudiamo, ma che questa sia l'ultima chiusura, in modo da mettere in sicurezza il Paese e poi di ripartire davvero senza più dover chiudere. Questa è una linea assolutamente condivisibile. All'interno di questo, però, se i dati dimostreranno che la pandemia regredisce in maniera ancora più veloce del previsto, dal punto di vista mio si possono anche accelerare le riaperture. Tema vaccinazioni, ieri Zai ha detto, ha chiamato Figliuolo, abbiamo bisogno di vaccini, la macchina c'è, però è senza benzina.
Beh, la macchina c'è in parte, perché anche la macchina veneta, come abbiamo visto in queste settimane, funziona e non funziona. Abbiamo avuto code di centinaia di persone, anziani che hanno aspettato ore, e persone che sono state chiamate, sono andate a vaccinarsi e poi non c'era la vaccinazione pronta, persone chiamate da più punti di vaccinazione contemporaneamente, insomma un po' di confusione, anzi un po' di confusione c'è stata. Detto questo, c'è anche un problema di vaccini. Proprio l'altro ieri ho avuto un incontro con il vice ministro Sileri, perché ho voluto capire, dati alla mano, se possiamo partire con questi benedetti 500.000 vaccini da almeno il 1° maggio. Questo è molto importante. Cosa le ha detto? È molto importante. Lui mi ha fatto vedere le tabelle e mi diceva che con l'aumento con Pfizer, che oggettivamente sta continuando a dare quello che era previsto, con AstraZeneca che sta recuperando almeno parte dei ritardi che oggettivamente ha avuto, e con il nuovo vaccino, non CureVac che adesso ha ancora un po' di ritardi, ma soprattutto il Johnson, che dovrebbe arrivare proprio nelle prossime giornate, ebbene il combinato disposto di tutto questo dovrebbe consentire 15 milioni di vaccini per il nostro paese già da maggio, il che vuol dire 500.000 vaccini al giorno, che allora inizia a essere un ragionamento insomma accettabile. Ora siamo circa a 300.000 nelle ultime giornate al giorno, è già un aumento, ma non è assolutamente sufficiente. Dobbiamo arrivare almeno a 500.000 vaccini al giorno, in modo tale da raggiungere l'immunità di gregge tra fine di agosto e soprattutto in settembre. Resta quell'ombra che è difficile da scacciare, anche se i dati alla mano sono molto chiari, su AstraZeneca. Come si fa a combattere quel dubbio, quella paura, in certi casi comprensibile ma non comprensibile quando si hanno poi i dati in mano, le percentuali? Ma guardi, AstraZeneca ha fatto una campagna di comunicazione pessima, cioè dal punto di vista aziendale, se fossi in loro mi farei qualche domanda. Hanno persino cambiato nome. Sì, non proprio un nome molto suggestivo. Peraltro, esatto. Detto questo, tutti i dati nazionali e internazionali raccontano però che il vaccino fondamentalmente è sicuro. Ho letto anche questa mattina uno dei luminari italiani di questo settore che raccontava che il rischio di trombosi è 1 su 250.000 e raccontava che per esempio altri medicinali che si usano quotidianamente hanno un rischio molto molto maggiore, ma che soprattutto il Covid stesso scatena una possibilità di trombosi molto maggiore, quindi stiamo parlando oggettivamente di numeri molto molto bassi. E quindi lui stesso diceva: ho delle figlie che sono a Londra, hanno già fatto la prima dose, gli ho consigliato assolutamente di fare anche la seconda. Mia moglie è un insegnante, ha fatto la prima dose, farà anche la seconda. Senta, la situazione del Covid in questo anno e mezzo ha ovviamente preso il sopravvento su tante altre tematiche. Qui veniamo a Porto Marghera, ma ci sono poi tematiche che vanno avanti, situazioni che vanno avanti e che è bene sempre considerare, ovviamente al di là del Covid. Allora, si sta dibattendo in questi giorni dell'annuncio della chiusura del cracking a Porto Marghera. Ci fa un po' il punto della situazione, perché si parla anche di lavoro, si parla di ambiente. Sono temi, insomma, a lei cari. Sì. Beh, lei sa che Porto Marghera è stato uno dei poli industriali e uno dei poli chimici più importanti d'Europa, e tra l'altro è collegato al cosiddetto quadrilatero della chimica nazionale, perché da Porto Marghera poi dipendono anche le produzioni e quindi il lavoro di migliaia di lavoratori del sito di Ferrara, di Mantova e di Ravenna. La chiusura del cracking e degli aromatici naturalmente comporta una ricaduta negativa dal punto di vista lavorativo su tutti questi siti. Noi siamo assolutamente per la transizione ecologica, quindi siamo per la trasformazione dalla chimica da petrolio alla chimica verde e di tutti i derivati, e quindi noi stiamo sollecitando il governo Eni affinché questi investimenti vengano assolutamente fatti. Però vede, quello che chiedevo a Giorgetti giovedì in aula nel question time, in cui poi lui ha risposto positivamente, è che il governo deve prendere il toro per le corna, e quindi Giorgetti con Cingolani hanno risposto a me e agli altri 2 senatori e senatrici che abbiamo presentato il question time che il governo organizzerà questo tavolo di lavoro nazionale in modo da dare risposte di garanzia sulla transizione ecologica, quindi grandi investimenti per il verde, ma tenendo in considerazione anche la sostenibilità del lavoro, perché la transizione ecologica è anche una politica industriale. Dobbiamo dare garanzie che i lavoratori potranno avere un lavoro di qualità anche nel futuro, nel rispetto dell'ambiente e nella sostenibilità globale. Se Eni ci presenterà un progetto di questo tipo coinvolgendo i territori,
credo che saremo tutti felici. Si rischia, come è già accaduto in passato, in situazioni anche magari più drammatiche, di far scontrare la salute, l'ambiente e il lavoro, che sono due elementi che poi cozzano e creano un contrasto? Sì, si rischia. Non a caso nel piano della transizione ecologica, nel Green Deal europeo, c'è un fondo adatto, proprio ad hoc per questo, per la transizione sociale, perché non riguarda solo Porto Marghera, riguarda i siti in tutta Europa. Lei pensi per esempio all'utilizzo del carbone nell'est europeo, lì ci sono migliaia di lavoratori, ci sono intere economie che lavorano e funzionano ancora a carbone, per la produzione anche di energia a carbone. È naturalmente un impatto ambientale assolutamente agghiacciante e non più accettabile. Bisogna guidare la transizione ed è per questo che ci sono svariati miliardi che sono messi a disposizione in un fondo ad hoc europeo per guidare questa transizione. Pensi all'Ilva per esempio, ma pensi appunto anche al quadrilatero della chimica e dunque a Porto Marghera. Bisogna usare questi soldi per trasformare l'economia da economia non salubre a economia verde con qualità dei posti di lavoro. Questo si può fare, ma c'è bisogno della forza del governo e c'è bisogno della trasparenza da parte delle aziende. Il mio riferimento prima era proprio all'Ilva di Taranto. Senta, l'ultima domanda che riguarda sempre la sua attività, l'interrogazione sui lavori stradali della Romea, perché è un altro capitolo importante. Ma sì, lì è una cosa importante, ci sono dei lavori in corso nel ponte sul Brenta che però stanno andando a rilento e stanno bloccando un'intera città, mettendo anche a rischio l'economia e anche la sicurezza dei cittadini. Lì sono movimentati anche dei consiglieri regionali, il consigliere Montanariello che è proprio di Chioggia, la consigliera Zottis che è la vicepresidenza del Consiglio regionale, e insieme stiamo costruendo questa attività tra governo nazionale e governo regionale, perché è del tutto evidente che bisogna trovare delle soluzioni. I due consiglieri citati, Montanariello e Zottis, hanno anche individuato delle ipotesi di soluzione. Bisogna andare avanti con grande determinazione, perché sulla sicurezza dei cittadini e sulla qualità dell'economia anche dei nostri territori non si può scherzare. Le strade vanno di pari passo, c'è la sicurezza e poi le strade hanno questo importante anche significato economico, perché sono poi i nodi del trasporto. Grazie allora. Certamente. Grazie. Certo, hanno più legami con il territorio. Grazie davvero al senatore Andrea Ferrazzi anche per questa novità che ci ha dato, insomma, della sua chiacchierata importante con il vice ministro Sileri, insomma, per capire quale potrebbe essere il futuro dei prossimi giorni per le vaccinazioni. Davvero ne abbiamo bisogno. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Grazie al senatore Ferrazzi. Allora, in attesa di collegarci, fra poco ci collegheremo con Treviso perché vedremo un po', daremo uno sguardo alla riapertura del mercato cittadino di Treviso, la prima giornata del mercato al completo, come possiamo dire, dopo l'ordinanza del sindaco Conte. Dopo ovviamente l'entrata nella zona arancione, vedere un po' com'è la situazione. Ci stiamo per collegare con lui. Prima però direi accennavo alla cronaca di queste ore, scusatemi, aggiusto il microfono. La cronaca di queste ore. Allora, purtroppo dobbiamo registrare due incidenti, o meglio, registriamo un incidente di questa mattina e poi torniamo a parlare della tragedia che abbiamo raccontato all'inizio del nostro telegiornale di ieri sera. Era appena accaduta una tragedia a Pieve di Soligo. Prima però il gravissimo incidente, ci sono anche delle immagini, avvenuto alle 8:30 di questa mattina a Campodarsego, uno schianto tra via San Giuliano e via Bollane, un violento impatto, ecco qui le immagini dei vigili del fuoco, tra una Ford Transit e un'auto. Sulla vettura viaggiava un'intera famiglia composta da mamma, papà e un figlioletto di 2 anni. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la famiglia dall'auto. Le 3 persone sono state stabilizzate dal personale del SUEM e trasferite in ospedale. La mamma in elicottero a Mestre, il bambino di 2 anni e il papà in ambulanza all'ospedale di Padova. L'autista del furgone Ford Transit è riuscito a venire fuori autonomamente dal mezzo rovesciato, è un uomo di Pianiga ed è stato assistito sul posto dai sanitari. La polizia locale dell'Unione del Campo San Pierese ha deviato il traffico e sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica
dinamica dell'incidente. Sul posto anche del personale di Enel per il danneggiamento di una centralina posta sotto un trasformatore elettrico. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore e mezza, quindi questo accaduto a Campo d'Arsico. Invece poi torniamo con le prossime immagini alla tragedia che raccontavamo ieri in apertura del nostro telegiornale, la tragedia di Pieve di Soligo, con lo schianto terribile in via Crevada, dove ha perso la vita ieri sera Valentino Pittaro, di 28 anni, che si è schiantato, questo è il povero 28enne che ha perso la vita, si è schiantato sulla motrice di un camion e la macchina si è letteralmente disintegrata. Il ragazzo residente a Pieve di Soligo era anche molto conosciuto. Sul posto è giunto anche il sindaco Stefano Soldano. Purtroppo per il 28enne non c'è stato nulla da fare, in corso l'accertamento, la dinamica del sinistro terribile che ha visto appunto morire il 28enne di Pieve di Soligo, che nel suo profilo Facebook postava moltissime immagini degli Stati Uniti, era un appassionato degli Stati Uniti, quello vediamo mentre si trovava nel Grand Canyon, quindi davvero una comunità in lutto per questo ragazzo che è morto ieri. Questa sera poi avremo anche un servizio in cui racconteremo il dolore della comunità di Pieve di Soligo, perché dicevamo era molto conosciuto. Allora, fra poco, lo ricordo, ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato. Allora, visto che ci siamo e stiamo ancora attendendo un altro aggiornamento di cronaca, riguarda l'incendio che abbiamo raccontato ieri nella zona del sottobosco a Pozzale di Cadore, circa 2000 metri quadrati in fiamme da ieri. Sono ripartite questa mattina all'alba le operazioni di spegnimento con 2 elicotteri e 2 Canadair. Come sapete, le operazioni sono seguite dalla sede della Protezione Civile regionale, coordinate dall'assessore Giampaolo Bottaccin. Entrambi i Canadair, l'ultimo aggiornamento, sono rientrati. Operano i 2 elicotteri e le squadre a terra per il bonifico della zona, per la bonifica della zona. Se non si alza il vento, che è stato uno dei problemi di queste ore per le difficoltà di spegnimento, non ci dovrebbero essere più problemi, si dovrebbe chiudere l'intervento fra poco, anche perché poi come sapete da questa sera è prevista anche la pioggia. Questa è l'attività delle ultime ore, quindi dovrebbe riuscire a chiudersi l'intervento nella giornata di oggi grazie anche all'arrivo della pioggia, ma ecco, l'attività è frenetica da ieri, come sempre da parte delle squadre della Protezione Civile regionale per riuscire a spegnere le fiamme. Peraltro è il secondo in pochi giorni incendio boschivo, ricordate quello sul Monte Telegrafo tra il Vicentino e il Veronese. Allora, dicevamo, fra poco ci collegheremo con Lucio Zanato, sentiremo anche poi da Ilaria Marchiori l'aggiornamento su vaccinazioni e su contagi. Avremo poi anche un collegamento telefonico con la nostra Marta Marangon per parlare del processo a Vincenzo Consoli, che è iniziato questa mattina, molto, molto atteso in un tribunale ovviamente di Treviso blindato. Però io vedo Lucio Zanato, lo vedo già in collegamento, forse si sta per collegare. Ora, prima di collegarci con Lucio, abbiamo parlato prima delle i grandi dubbi ovviamente sull'AstraZeneca, i casi di trombosi, pur se come dire, confutati dalle percentuali irrisorie di questi casi. Allora risentiamo le parole di un esperto biochimico dell'Università di Padova, che proprio ieri ci ha spiegato la questione delle trombosi, i casi, e ha spiegato come di fatto è proprio il Covid in realtà a creare le trombosi. Molti più casi sono creati dal Covid e anche da altri medicinali che magari assumiamo ogni giorno. Allora sentiamo l'esperto sulle trombosi e poi andiamo da Lucio Zanato. Il complesso dell'acido acetilsalicilico con queste proteine del sangue può essere riconosciuto dal sistema immunitario come estraneo, e quindi il sistema immunitario può scatenare una risposta immunitaria che può anche essere fatale.
Non stiamo parlando di vaccino AstraZeneca, ma dell'assunzione di una semplice aspirina, acido acetilsalicidico, che in rarissimi casi può causare, per la risposta immunitaria del corpo, reazioni anafilattiche. A parlare è il professor De Filippis, ordinario di biochimica all'Università di Padova, che ha firmato insieme a 2 colleghi uno studio già pubblicato sulla rivista Nature Communication, relativo ad un protocollo sperimentale per capire il meccanismo di funzionamento delle trombosi. Si calcola che a livello globale tra gli adulti una morte su 4 è purtroppo dovuta a fenomeni trombotici. Una patologia a sé stante, la trombosi, ma anche una comorbidità che si associa a malattie come il diabete, l'artrite reumatoide, le malattie oncologiche, le infezioni batteriche e virali, ma che è causata anche e soprattutto dal Covid. Lo stesso Covid-19 ha una grossa complicazione di tipo trombotico ed è stato dimostrato. Un decesso causato proprio da complicazioni trombotiche. Sono queste che di fatto portano il paziente alla morte. Lo studio, al quale stanno lavorando Università di Padova e Policlinico di Zurigo, permetterà di intercettare un giorno, attraverso un semplice esame del sangue, anomalie nel funzionamento delle proteasi, principale causa di tante malattie. Questi chiarimenti dell'esperto. Adesso la pubblicità e poi andiamo direttamente da Lucio Zanato a Treviso. Rieccoci in diretta. Allora andiamo subito da Lucio Zanato in collegamento dal mercato di Treviso. Oggi ritorna il mercato al completo, così diciamo così, con tutte le bancarelle. Vedo molta gente. Lucio, a te. Sì, mi sentite? Sto governando la telecamera per farvi vedere che cosa è successo, che cosa sta succedendo in questo momento in diretta al mercato cittadino. Perché? Perché c'era tanta aspettativa, tanta gente, però come vedete c'è attenzione ai varchi, c'è tutto quello che serve. Insomma, diciamo che il mercato si è riavviato nella maniera migliore possibile, con l'attenzione, perché noi abbiamo sentito tanta gente che presta attenzione, è preoccupata per un possibile richiusura. Allora io comincerei con il comandante Gallo, il comandante Gallo è venuto qui appositamente per noi. Comandante, partiamo subito con come sta andando siamo in diretta, come sta andando questa prima giornata di apertura del mercato? Ma direi molto bene, nel senso che c'è una grande affluenza di persone, ma d'altra parte la giornata chiama le persone a venire in centro, però direi tutto bene, nessuna sanzione, le persone sono distanziate, non ci sono assembramenti statici, quindi il bilancio è decisamente positivo. Abbiamo sentito tanti cittadini che dicono dobbiamo stare attenti, dobbiamo non fare assembramenti perché altrimenti torniamo indietro. Ma i cittadini di Treviso si sono sempre dimostrati molto responsabili e questo che lei ha sentito conferma questa linea. Nicola, hai qualcosa da studio? Fosti proprio tu l'anno scorso a testimoniare la riapertura del mercato dopo il lockdown e la situazione era decisamente diversa. Ricordo insomma che c'era molta più gente, c'erano più situazioni, adesso c'è maggiore consapevolezza, e questo è il concetto? Assolutamente sì, c'è maggiore consapevolezza, comandante. Sono venuti anche a chiedere informazioni i cittadini su come muoversi, come entrare, come uscire dal mercato? Ma i 10 agenti che abbiamo qui presenti al mercato sono subissati di domande, anche il telefono della centrale operativa è sempre al centro di tante chiamate e è il nostro compito anche informare, quindi sì, assolutamente sì. Ecco, ricordiamolo anche per i prossimi giorni, per martedì prossimo, insomma, ricordiamo ai cittadini che al mercato si può rientrare, però bisogna essere preparati. Certo, bisogna mantenere sempre un metro di distanza da tutti, indossare regolarmente la mascherina come d'altra parte in tutte le aree pubbliche e anche igienizzarsi le mani quando si toccano le merci. Queste sono le 3 prescrizioni all'interno del mercato. Voi state facendo controlli anche per quanto riguarda le bancarelle, che sia tutto a posto? Certo, gli agenti che sono all'interno controllano tutto, controllano naturalmente il distanziamento ma anche che le bancarelle siano regolari. Ecco, fino adesso tutto a posto? Tutto a posto, tutto regolare devo dire. Grazie al comandante, allora io invece continuo perché insieme a me, ma lotteremo per ultimo, il sindaco, c'è il responsabile della protezione civile Maurizio De Biasio, ecco qua, lui è responsabile degli alpini della protezione. Buongiorno, siamo in diretta. Allora, come sta andando? Perché di solito voi siete quelli che prendono le maggiori parole, mi dicono sempre. Sì, quello è vero. Diciamo che però tutto sommato sta andando bene, dai. Qualche caso c'è sempre, però nella maggior parte delle persone si nota il rispetto, l'attenzione, per cui
cui tutto sommato bene. Quanta gente viene a dirvi c'è troppa gente, l'assembramento, Sì, quello sempre, è una cosa che ormai è pacifica e d'altronde basta vedere, insomma, l'assembramento c'è, noi cerchiamo di far mantenere le distanze, è importante che la gente capisca questo. Ecco, ma capiscono che devo entrare da una parte e uscire dall'altra, c'è qualcuno che dice no, ma te sei lo stesso. Oggi abbiamo una ventina di volontari, tra cui ringrazio anche alcuni dell'Associazione Carabinieri che ci sono venuti in supporto. Come potete vedere anche alle mie spalle sono 2 o 3 alpini per ogni entrata, sono entrata e uscita in zona contestuale. Ecco, invece gli stranieri, chi viene, i nuovi trevigiani come si comportano? Capiscono le regole, stanno alle regole? Sì, tutto sommato sì. No, sotto questo punto di vista a oggi non abbiamo avuto grossi problemi. Ripeto, il personaggio strano, usiamo questo termine, ci sarà sempre, però tutto sommato ce le stiamo cavando bene. Come al solito gli alpini in prima linea per il volontariato, per stare insieme alla gente e con la gente? Sì, è una nostra prerogativa. Se c'è la possibilità noi siamo qui per dare una mano, in questo caso alla cittadinanza e all'amministrazione, rientra nei nostri valori. Comunque il mercato vedrà sempre gli alpini finché ci saranno queste restrizioni? Fin tanto che ci saranno queste restrizioni sì, ci auguriamo tutti che prima o poi passi in fretta tutto questo. E poi ci auguriamo che torneremo presto a sfilare alla Dunata. Sì, quello è un macigno che ci pesa, perché anche quest'anno ormai è saltata, sono già 2 anni, appuntamento a Udine il prossimo anno allora. Quindi a Udine direttamente? A Udine direttamente. Quindi neanche più Rimini? No, Rimini ormai è saltata già il secondo anno, almeno le direttive della sede nazionale sono queste, il prossimo anno appuntamento a Udine. Grazie, così abbiamo dato un'altra notizia per i nostri telespettatori, amici degli alpini e alpini. Adesso per ultimo chiamo il sindaco. Sindaco, eccolo qua. Mario Conte, il sindaco, è venuto con noi, l'avete visto, in mezzo alla gente, addirittura a fare un po', diciamo così, da controllore del traffico. Si cerca di aiutarci nel migliore dei modi, ringrazio gli alpini, ringrazio la polizia locale, la protezione civile. Insomma, è una situazione di emergenza che ci vede tutti protagonisti nel trovare delle soluzioni, se serve anche chiedere alla gente appunto di rispettare quelle che sono le 3 regolette base per riuscire a convivere in questa fase con il virus. Più felice per questa riapertura o più preoccupato per gli assembramenti? Ma insomma, io sono contento di rivedere i miei cittadini e tra l'altro devo dire che li vedo tutti quanti molto rispettosi delle regole, del distanziamento, dell'utilizzo della mascherina. Ovvio che un po' di preoccupazione c'è, però dobbiamo comunque fare dei passi in avanti verso una riapertura che ormai la gente ci chiede a gran voce. I dati dei contagi comunque ci chiamano ancora alla responsabilità, seppur però in leggero miglioramento. Quindi non buttiamo via i sacrifici fatti, dobbiamo sempre avere grande rispetto per chi all'interno dell'ospedale sta lavorando, sta soffrendo, ma soprattutto per chi non c'è più proprio a causa del virus, e quindi comportiamoci responsabilmente. Sente, lei ha fatto anche un giro per le bancarelle, ha sentito il polso dei commercianti? C'è grande preoccupazione perché in realtà arrivano da un lungo periodo di chiusura dove non hanno potuto lavorare, dove non hanno incassato, i ristori da parte dello Stato sono comunque insufficienti, cioè sono una pacca sulla spalla che forse fa bene al morale ma forse nemmeno a quello, e quindi ho percepito grande voglia di lavorare e grande preoccupazione, però sono convinto che insomma dobbiamo stringere i denti quest'ultimo periodo, dopodiché torneremo a quella normalità che ci consentirà, sono convinto di questo, di recuperare un po' anche di quanto è stato perduto. Ecco, se posso tenere la linea ancora un paio di minuti, sì. Nicola, è possibile oppure è finito il tempo? Un paio di minuti ecco, davvero. Volevo approfittare del Ok, allora dicevo, Sindaco, cambiamo argomento perché noi ci siamo già visti prima, lei è stato al funerale di Ulderico Bernardi, del sociologo, è stato all'interno di Fondazione Cassamarca, insomma tantissimi i ruoli che ha portato avanti, diciamo, nella sua vita. Qual è l'eredità che lascia Ulderico Bernardi a questa città e a tutta la nostra provincia?
Lascia un'eredità pesantissima di cultura, di storia, di conoscenza, di passione, di amore per la città, e come la lascia Bernardi la lasciano anche tutti i grandi personaggi che purtroppo quest'anno abbiamo perso, perché abbiamo perso delle vere e proprie colonne portanti della storia della nostra città, e quindi è stato bello oggi abbracciare, seppure in forma ristretta e con un po' meno gente rispetto a quella che sarebbe venuta in condizioni normali, dare quest'ultimo braccio a Ulderico Bernardi, un grande personaggio della città di Treviso, uno di quei personaggi che lascia il segno della storia. Ecco, però c'è qualcuno che ha detto che alla fine della cerimonia nessuno ha preso la parola, che le istituzioni avrebbero dovuto portare la propria testimonianza, Fondazione ma anche il Comune di Treviso. Cosa risponde il sindaco? Ma io dico che ci sono i momenti per esternare gratitudine a queste figure, lo abbiamo fatto tutti pubblicamente, poi nel momento dell'ultimo saluto io credo che sia giusto rispettare il silenzio della famiglia e soprattutto rispettare quelle che sono le sensibilità senza creare il momento del funerale in uno show da parte del sindaco o di altre istituzioni. Quindi la famiglia si è rinchiusa nel silenzio in questo ultimo saluto, e credo che sia giusto rispettare in tutti i funerali quelli che sono i desideri della famiglia. Grazie al sindaco, se ci sono domande, se no restituisco la linea allo studio. No, grazie Lucio, grazie davvero per il tuo racconto di questa mattina al mercato, grazie anche ai tuoi ospiti, grazie. Allora, fra pochissimo invece ci colleghiamo con Marghera, con Ilaria Marchiori per fare il punto su vaccinazioni e contagi. Prima però, ed ha strettamente a che fare con la situazione sia dei vaccini che dei contagi, la situazione della scuola, il responsabile regionale della scuola, Carmela Palumbo, che abbiamo sentito ieri, fa il quadro sia per quanto riguarda le vaccinazioni degli insegnanti che per quanto riguarda gli esami di maturità. Allora vediamo il servizio Palumbo, poi andiamo da Ilaria Marchiori. La campagna vaccinale per il corpo docente e il personale scolastico fino ad ora proseguita con numeri importanti potrebbe subire un rallentamento. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il presidente Zaia a causa della mancanza di vaccini e delle nuove direttive sulla somministrazione di AstraZeneca. 79.164 prime dosi, diciamo così, quindi siamo all'83,2% degli aventi diritto del personale scolastico, quindi un dato assolutamente positivo. È chiarito che chi ha avuto somministrata la prima dose con AstraZeneca anche per la seconda dose sarà riguardato da AstraZeneca. All'appello manca quel 17% che ancora non ha ricevuto la prima dose, che potrebbe dover attendere più del previsto. In Veneto non si è verificato il fenomeno registrato in altre regioni. Il numero dei docenti che hanno rifiutato il siero AstraZeneca è esiguo. Sul fronte scuola, da ieri è attiva la pagina web dedicata agli esami di fine anno con la rubrica social Mi risponde. Confermato un unico colloquio orale anche quest'anno con elaborato. Ciò che cambia però è che si potrà anche non essere ammessi. È possibile l'ammissione su voto motivato del consiglio di classe con una sola insufficienza. Quindi si è tornati, per quanto attiene all'ammissione, quindi non allo svolgimento dell'esame, alle regole ordinarie, per cui ci potrebbe essere una piccola parte di studenti, ma piccolissima come tutti gli anni, che non viene ammessa all'esame. Allora, a Marghera, Ilaria Marchiori e Paola Barbato da un luogo simbolo, il Palexpo di Marghera, luogo simbolo anche di questo rallentamento dovuto alla mancanza dei vaccini. Ilaria. Sei total black oggi. Sempre veramente. Ilaria, sei in diretta? Mi senti? La vedo, ma forse lei non mi sente. Allora, vediamo se riusciamo. Come sapete, il Palexpo di Marghera è diventato qualche giorno fa il più grande hub per le vaccinazioni, ma dopo il primo giorno a spron battuto ovviamente l'attività si è fermata perché mancano i vaccini. Allora, Ilaria. Ok. Sì.
Ci troviamo qui davanti al Pala Expo di Marghera, dove mercoledì è stato inaugurato l'hub vaccinale più grande del Veneto, però come vedete proprio alle mie spalle le scale mobili sono ferme ed è tutto chiuso, perché questa è stata la decisione presa, tra l'altro annunciata proprio ieri, per la mancanza di forniture vaccinali. Prima però facciamo un attimo il punto della situazione sui dati odierni per quanto riguarda i contagi, perché rispetto a ieri la curva è leggermente risalita. Il bollettino regionale segnala infatti 1054 casi in più, per un totale di 394.336 da inizio pandemia. Si registrano anche 14 decessi, per un totale di 10.913 vittime, e continua invece al contrario la discesa delle persone attualmente positive. Oggi infatti sono 383 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ospedalieri scendono e siamo a meno 12 i ricoverati in area non critica, e oggi 1874 invece risalgono e siamo a più 2 quelli in terapia intensiva, con 310 posti occupati. Sono 308.372, dunque pari al 6,3% della popolazione invece le persone che attualmente nella nostra regione hanno completato il ciclo vaccinale. Questo è il dato che emerge proprio dal report quotidiano regionale, che è aggiornato alla mezzanotte. In tutto le dosi somministrate finora sono oltre 1 milione, pari all'89,3% delle forniture che sono giunte in Veneto. Le prime dosi invece sono 822.017 per il 16,8% della popolazione, mentre dato anche importante, l'80,8% delle classi di età sopra gli 80 anni ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. Per quanto riguarda la giornata di ieri, i vaccini somministrati sono stati scusate un attimo che guardiamo bene i dati, sono state 32.485, di cui 24.063 le prime dosi e 8.422 i richiami. Questa settimana, che si concluderà ovviamente con la giornata di domani, ha un totale di dosi iniettate di 142.464, mentre la scorsa settimana erano state di 181.266 in totale. L'appello che è stato fatto ieri dal governatore Zaia nel corso del punto stampa quotidiano ormai è sempre lo stesso, ovvero mancano le forniture vaccinali. Infatti si sta attendendo la prossima fornitura, che dovrebbe arrivare intorno a mercoledì e giovedì. Per il momento però si deve procedere con quelle che ci sono. Si vaccinerà comunque, almeno per quanto riguarda l'ULS 3 veneziana, anche nel fine settimana, però ovviamente con le dosi vaccinali che ci sono a disposizione. Dicevamo proprio in apertura di questo collegamento che ci troviamo proprio qui davanti al Pala Expo di Marghera, che è il più grande hub vaccinale del Veneto e che, come abbiamo visto anche nel nostro telegiornale, è stato inaugurato ufficialmente mercoledì scorso, e che invece dopo 2 giorni sono stati costretti a chiudere proprio per la mancanza delle forniture vaccinali. Solo un dato che vi voglio fornire è che giovedì, ad esempio, con oltre 5.000 dosi tra i vari centri vaccinali dell'ULS 3, si era addirittura raggiunto un record giornaliero di somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale, e anche per questo si sarebbe potuti procedere e andare avanti a ritmo serrato, proprio avendo la possibilità di forniture vaccinali. Invece questa carenza di siero costringerà a ruota a mettere in pausa anche gli altri centri vaccinali della zona. Stiamo parlando di Mirano, Dolo, Chioggia e Venezia, che con la sede a Piazzale Roma e alla Marittima, che chiuderanno i battenti tra martedì e mercoledì, in attesa ovviamente delle forniture vaccinali che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. E quindi se tutto dovesse andare, perché ovviamente il condizionale
è d'obbligo come previsto. Anche l'hub di Marghera dovrebbe riaprire a metà della prossima settimana, ma naturalmente gli aggiornamenti sono costanti. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Sei stata chiarissima, grazie Ilaria Marchiori e Paola Barbato, quindi speriamo di poter rivedere quella grande struttura di nuovo in funzione. Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso cambiamo argomento, ci colleghiamo telefonicamente con Marta Marangolo. Dicevamo all'inizio di questa edizione straordinaria il crack di Veneto Banca e questa mattina l'avvio del processo all'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli. Marta. Da casa, crack Veneto Banca, è arrivato questa mattina alle 9:30 a Palazzo di Giustizia a Treviso Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca, per l'inizio del processo per il crack bancario che ha messo in ginocchio migliaia di risparmiatori. Le accuse nei suoi confronti sono di ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto. Consoli non si è fermato a parlare con i giornalisti all'arrivo, salvo proprio un brevissimo saluto, e non ha rilasciato stamane alcuna dichiarazione. All'esterno del tribunale sono giunti anche alcune componenti dei comitati degli ex correntisti. Le indagini, lo ricordiamo, erano in un primo momento state trasferite a Roma per poi ritornare per competenza territoriale a Treviso, dove appunto questa mattina è iniziato il processo. Al centro del dibattito la sopravvalutazione del valore delle azioni della banca. Consoli è l'unico imputato in questo procedimento ed è ora seduto sul banco degli imputati a fianco del suo avvocato Ermenegildo Costabile. Nel procedimento sono oltre 1 migliaio le parti civili da tutta Italia. Questa mattina, dopo appunto l'appello, si sta procedendo con le eccezioni preliminari. E da Treviso per il momento è tutto, naturalmente gli aggiornamenti nel corso di questa o delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Marta Marangolo. Questa sera vi racconteremo con il nostro servizio anche nel telegiornale del Veneto di Treviso come è andata questa prima giornata del processo Consoli. Allora, dovremmo avere in collegamento, chiedo lumi alla regia, ringrazio, mi ero dimenticato prima di citarli, Renato Cappoia e Alberto Piovesan, dovremmo avere in collegamento, e torniamo a parlare allora del Covid, eccolo, lo vedo, Giannino Venerandi, buongiorno. Non sentiamo però l'audio? Mi sente? Io la vedo ma non la sento. Forse deve attivare il microfono. Parliamo di discoteca, ovviamente Giannino Venerandi ha ben poco bisogno di presentazioni, uno dei nomi storici delle discoteche, insomma, della marca trevigiana, nonché presidente del SILB di Treviso. Non so se lei mi sente? Sì, vediamo se riesce a mettere a posto l'audio, adesso magari se riesce a parlare con la regia. Perché parliamo di discoteche? Perché le discoteche sono uno di quei settori davvero fermi da un anno e che cercano di capire come poter tornare in attività. Peraltro, seppur esiste questa ipotesi della riapertura dal 19 aprile, abbiamo parlato all'inizio di questa nostra edizione straordinaria, c'è questa ipotesi di riapertura, stando sempre quelle che saranno le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità, del Comitato Tecnico Scientifico di venerdì prossimo, c'è questa ipotesi di una riapertura per bar, ristoranti, cinema e teatri. Che accadrà con le discoteche? Cercheremo di capirlo, ma cosa si aspettano cosa si aspetta il mondo, il settore delicatissimo delle discoteche? Mi sente adesso? Allora, non ha ancora risolto il problema dell'audio. Allora facciamo così, in attesa di parlare di discoteca, facciamo vedere, ed è in qualche modo collegato a questo perché parliamo sempre di musica, il flash mob che hanno inscenato alcuni musicisti professionisti ieri a Conegliano durante il mercato, la seconda volta che sono scesi in strada per suonare simbolicamente la loro richiesta di tornare in attività. Allora, nell'attesa di collegarci con Venerandi, vediamo il servizio sul flash mob dei musicisti a Conegliano.
tornati in strada i professionisti della musica, questa volta al mercato settimanale di Conegliano con il loro flash mob. Vogliono denunciare la crisi del settore e la loro precaria condizione lavorativa. Senza musica non si può stare, secondo me almeno, insomma, ecco. È un bene primario essenziale come i beni che si vendono al mercato, giustamente, no? E gli alimentari, i vestiti e tutto, così lo è anche la musica. Suonano in strada per la riapertura delle sale in sicurezza e per rilanciare i concerti all'aperto. La pandemia ha messo drammaticamente a nudo i problemi relativi all'offerta e la fruizione dello spettacolo dal vivo. Stiamo senza lavoro da un anno fondamentalmente e non si sa quando si riprende, quando si potrà riprendere, come sarà poi quando si riprenderà, non si sa, ma gli spazi ci sono. Una bella iniziativa. È bellissima, bellissima. Ogni giorno dovrebbe essere così, ogni giorno. Sempre in attesa di riuscire a parlare con Giannino Venerandi, chi ha deciso di riaprire, parliamo di bar e ristoranti nonostante la zona arancione, pur se in sicurezza. Il caso a Vodo di Cadore, siamo andati a vedere proprio questa serata di apertura, il grido è dobbiamo aprire per non morire. Vediamo il servizio da Vodo di Cadore. L'apertura del ristorante Acero Rosso a Vodo di Cadore. Un'emozione pazzesca. Stavo discutendo con mia moglie se pensate che questo locale è dal 10 di ottobre che ha le luci spente la sera. Questa sera abbiamo acceso le luci per la prima volta, dal 10 ottobre 2020. E così, mentre nel municipio di Vodo il Consiglio Comunale discuteva proprio della situazione del comparto, all'Acero Rosso, prima in provincia di Belluno, ferme restando tutte le normative anti-Covid, venivano riaperti i battenti del locale. Abbiamo dovuto per forza arrivare al punto di dire non ce la facciamo più e dobbiamo per necessità e per forza di cose aprire le porte del ristorante, assumendoci, cercando tramite l'associazione capitanata da Paolo Bianchini, da Cristiano, dal mio, tutti quanti hanno dato supporto legale, morale, perché sento più cristiano che mia moglie. O riapriamo o ci fanno riaprire, non ci sono alternative. Visto che la gente non vuole andare a rubare, giustamente Aldo ha deciso di iniziare a lavorare. Speriamo che questa apertura arrivi anche dal governo e che possiamo farlo tutti, perché ci sono attività, come hai visto in giro ci sono pochissime attività aperte. Dovremmo riaprire tutti, perché lavorare è una necessità. Quando ci fu la giornata Io Apro, nessuno vi aderì nel bellunese. Ora l'Acero Rosso ha fatto da apripista e già altri locali stanno decidendo di fare altrettanto. Non lavorare per loro non è più possibile, anche perché di ristori non ce ne sono stati. Io ho chiuso il 10 ottobre e non ho visto un centesimo. E poi c'è chi lavora anche spesso nelle corsie degli ospedali o nelle case di riposo, sono i lavoratori, soprattutto le lavoratrici del settore pulizie e multiservizi, che chiedono un rinnovo del contratto, situazioni anche davvero precarie sia come pagamenti sia come futuro. Ieri sono scesi in piazza a Treviso, guardate. Lei dove lavora? All'ospedale Cafoncello. In ospedale mi occupo della sanificazione dei locali. Si tiene anche i guanti su? Sì, per sicurezza sì. Sono quotidianamente al fianco di medici ed infermieri nei reparti Covid, come nelle case di riposo e in tanti altri luoghi dove l'igiene deve essere costantemente al massimo livello. Sono le lavoratrici e i lavoratori del settore pulizie, classificato come multiservizi. Un impegno e un rischio soprattutto femminile pagato pochi euro. Sono donne che hanno comunque una retribuzione molto bassa, pari a circa più di 5 euro netti all'ora. Sono part-time. Abbiamo lavoratrici che lavorano anche soltanto 3 ore la settimana. 3 ore la settimana a 5 euro netti al mese
si può capire quanto è misera la loro retribuzione. Soldi stabiliti dal contratto nazionale scaduto da tempo e al centro di una nuova contrattazione, secondo i sindacati al ribasso. Per questo hanno manifestato davanti alla sede degli industriali di Treviso. Questo perché, secondo noi, questo contratto collettivo nazionale deve dare due risposte. Una risposta sul salario e quindi sulle retribuzioni e una risposta sulle condizioni di lavoro. Quindi diciamo no agli appalti al massimo ribasso, diciamo no alle ore di straordinario non retribuite e diciamo no a un peggioramento delle condizioni della malattia. Allora, adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore. Sappiamo sarà un weekend che vira al brutto tempo. Vediamo che tempo farà nelle prossime ore, poi qualche secondo di pubblicità e torniamo in diretta. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo. Cede la pressione atmosferica, si avvicina una perturbazione da nord-ovest. La giornata di sabato 10 aprile sarà ancora tutto sommato stabile, ma la situazione sarà presto destinata a peggiorare. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento al mattino, con il passare delle ore nuvolosità in aumento fino ad avere un cielo coperto. In serata e soprattutto durante la notte piogge via via più diffuse e localmente anche moderate, venti gradualmente più tesi dai quadranti orientali. Temperature stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi compresi invece tra i 12 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente sarà più soleggiato, col passare delle ore più nubi e in serata precipitazioni diffuse. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, bel tempo ma cielo più nuvoloso dal pomeriggio, rovesci nella notte. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime infine sui 16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Rieccoci in diretta, la nostra edizione straordinaria. Allora, siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Giannino Venerandi. Buongiorno, sentiamo la sua voce. Buongiorno a tutti. Perfetto, benissimo. Allora, conveniente. No, non c'è problema. Mentre prima stava cercando di risolvere quel problema tecnico, ho un po' introdotto l'argomento. E allora, è un tema delicatissimo perché è un settore tra i più colpiti davvero da questa pandemia. Non so se avete sentito, ecco, c'è questa ipotesi di una riapertura del 19 aprile, ma non si sa ancora se riguarderà le discoteche. Quello che vogliamo capire è intanto tirare il filo del discorso con lei, com'è la situazione in questo momento nel vostro settore, di fatto chiuso da un anno. Esatto, infatti mi riallaccio a questo dato, un anno e più ormai, dal 23 di febbraio. Abbiamo avuto uno spiraglio d'estate l'anno scorso, ma chiaramente per rimettere in moto delle attività come le nostre non è che le possiamo riaccendere il giorno dopo, che sono magari chiuse da parecchio tempo, quindi abbiamo dovuto fare degli investimenti per chi poteva operare d'estate, perché c'era la facoltà di aprire per il ballo all'aperto. Questo periodo è stato talmente breve che ci ha creato solo costi, perché dopo un mese, poco più, siamo stati richiusi. Anche qui mi piacerebbe poter spendere una parolina, se posso, certo. In quanto ne ho sentite di tutti i colori in questi mesi in TV da giornalisti o virologi, eccetera, dando esclusivamente la colpa del continuo contagio alle discoteche, perché essendo state riaperte hanno prodotto questo continuo contagio. Io dico che le discoteche non hanno creato nessun di questi contagi in maniera eccessiva. Certo, noi viviamo di assembramento, quindi sicuramente può essere che anche da noi qualcosa sia successo, però
L'estate scorsa, se vi ricordate, piazze, spiagge, luoghi di ritrovo di qualsiasi genere erano affollatissimi, quindi catalogare solo i locali da ballo come colpevoli l'ho trovato un'esagerazione e tutt'oggi li sento ancora messi in campo in questo problema. E noi oltretutto siamo chiusi dal 16 di agosto, quindi non capisco come potremmo continuare a far girare il contagio, noi come altre attività, i concerti piuttosto che teatri, cinema, anche gli stessi ristoranti sono chiusi ormai da un parecchio e non hanno, penso, grandi colpe in questo. Certo, noi come tante attività di servizio abbiamo bisogno della gente e anche parecchia, quindi di conseguenza si ritrovano per socializzare. Questo sicuramente riconosciamo che è un problema e quindi diciamo sicuramente è giusto intervenire anche nel limitare queste attività, ma è altrettanto giusto sostenerle, perché se mi chiudi, come diciamo tutti ormai da mesi, devi darci modo di sopravvivere, quindi le forniture che avevamo in essere prima della chiusura vanno chiaramente pagate, le utenze, le tasse eccetera. Non tutti sono come dire ragionevoli e attendono, poi si rischiano problemi di varie nature che creano solo disagio nelle aziende. Senta, noi siamo... Ecco, allora noi... Sì, no, mi dica. No, allora, detto ciò, che ci aspettiamo sicuramente un aiuto importante, perché noi come altre filiere siamo veramente bloccati da troppo tempo. Rimetterci in ordine poi non sarà proprio facile, avremo bisogno di grandi investimenti per riaggiornare le attività che sono ferme da tanto tempo, rilanciarle e sperare che poi siano ancora gradite, perché non è detto che poi sia tutto come era quando... È proprio questo che volevo chiederle, perché voi chiaramente siamo a ridosso dell'estate, dovete, come imprenditori, siete imprenditori, dovete programmare qualcosa, immagino. È difficile, esatto, se non impossibile, programmare sul nulla, allora, sulle ipotesi. Ma come lo state programmando quest'estate? No, allora, al momento parlo per me che seguo più di un locale della mia famiglia, chiaramente siamo un po' in attesa di capire cosa si potrà fare. Certo che gli esperimenti che ho visto all'estero con i tamponi all'ingresso di certi eventi, sì, sono anche una possibilità, però un conto è fare avere questo metodo di controllo per degli eventi importanti tipo un concerto o una partita di calcio grossa, dove la gente può anche attendere parecchio tempo per farsi controllare. Nel nostro caso, come ambienti un po' più easy, diciamo, dove la gente va a passare qualche ora, bersi qualcosa, non è che abbia sempre pazienza a star lì in coda a farsi il tampone e aspettare un quarto d'ora. Poi ci sarebbero dei costi, penso, importanti da sostenere e non so chi potrà darci una mano per appunto supportare anche questa iniziativa. Io dico che la vaccinazione è penso la strada più giusta e speriamo che venga eseguita velocemente su tutte le fasce d'età, non solo quelle anziane, perché anche i giovani, e vediamo che i bambini o i ragazzi proprio giovani, come sulle scuole, sono stati portatori appunto di virus. Magari loro non sono stati male, ma a persone più anziane lo hanno trasmesso. Quindi vaccinare sicuramente tutti è la prima strada che io vedo, come viene detto spesso in TV, e quindi dopo di là si potrà procedere con una riprogrammazione. È vero che dovremo essere sostenuti, perché il nostro settore, tanto contestato, maltrattato dall'opinione pubblica, però ricordo che è stato sempre focolaio positivo, ecco, uso questo termine visto che siamo in tema, positivo di emozioni, di incontri. Tanti artisti hanno iniziato le loro carriere nei nostri locali. Tanti politici o tanti giornalisti che ci criticano li hanno frequentati i locali, quindi diciamo che certo viene sempre messo in luce il peggio di un'attività, qualunque essa sia. Io dico, bisognerebbe anche esaltare le note positive.
di questi luoghi che fanno lavorare tantissime persone, hanno una filiera enorme, certo. Da tutti i fornitori possibili che adesso non vi elenco, gli artisti, i musicisti, i cantanti, i performer. Siamo anche forme di teatro e vorremmo anche essere equiparati alla cultura. Senta, mi ha colpito una cosa che ha detto lei prima. C'è anche il timore che la mentalità della gente sia cambiata? Cioè avete timore anche di questo? Sì, infatti questo è un mio pensiero, poi non so se i miei colleghi penseranno lo stesso. Certo che stoppare un'attività del genere è chiaramente un'incognita poi quando dovrà riaccendersi. È vero che le persone che hanno la passione per il ballo o la voglia di ritrovarsi sicuramente ritorneranno, e me lo auspico sicuramente, però c'è anche chi può essere stato influenzato da tutta questa situazione e quindi essere diffidente a star vicino alle altre persone. Mi auguro che invece questo possa essere superato brevemente con la vaccinazione di massa. Dopodiché oltre a ricordare che il nostro settore, come ho appena detto, e come tanti altri che sono chiusi adesso, ha comunque delle funzioni molto importanti. Intanto le persone hanno un luogo dove poter stare e anche in sicurezza, perché ricordiamo che abbiamo delle strutture autorizzate con delle commissioni che danno i permessi per poter operare, quindi siamo sottoposti a dei controlli severi. Poi chi sbaglia ovviamente, come tutte le attività, è giusto che venga punito, però non possiamo fare sempre di tutta l'erba un fascio. Qualcuno può sbagliare, ma questo è la minima parte. In Italia ci sono tanti bravi gestori che hanno investito in anni di sacrifici, in anni di esperienza che hanno imparato proprio anche stando assieme alle persone. E quindi dico, è un settore da salvaguardare per anche la salute, perché anche il ballo è salute. Certo. Ha fatto magari poco parlare il ballo in questi termini, però io lo vedo come anche un'attività leggera, dolce anche per le persone non sempre giovani, e noi oltretutto abbiamo dei locali multisala dove abbiamo varietà. Possiamo offrire dalla ristorazione al ballo con vari generi musicali, come ben sapete, e questa è una caratteristica di tanti locali ormai in Italia. Una cosa che mi ha colpito spesso anche dall'anno scorso è che rispetto ad altri settori, come ad esempio la ristorazione, come dire, la necessità di seguire delle regole cozzava un po' con quello che è l'essenza stessa della vostra attività, cioè il ballo non si può fare da distanti, no? E anche questo che voi scontate maggiormente rispetto ad altri settori. È difficile ballare distanti, mantenendo le distanze, c'è anche questo elemento in più rispetto ad altre categorie che in qualche modo... Allora, sicuramente è una grande verità questa, infatti eravamo parecchio imbarazzati l'altro anno a gestire questa ordinanza. Le persone, noi abbiamo sempre cercato di aggregarle, non di distanziarle, perché l'aggregazione fa parte della vita, fa parte della socialità. Trovarci a dire stai distante, non parlare, non muoverti, era un controsenso. In una discoteca è un controsenso, perché l'essenza stessa della discoteca è proprio ritrovarsi, no? Certo, però abbiamo provato comunque e ci stavamo anche riuscendo. È vero poi che qualcuno magari si è fatto prendere la mano, qualche gestore magari pensava come si vedeva, ripeto, in giro per le nostre spiagge, le nostre città, i nostri centri storici erano super affollati, quindi magari anche qualche gestione magari si è un po' lasciata andare, però in linea di massima quasi tutte hanno rispettato le norme che ci hanno dato ed erano comunque abbastanza precise. Dopodiché le dico anche questo, per esempio l'estate scorsa noi abbiamo avuto un'ordinanza della Regione Veneto che prevedeva certe norme di comportamento che abbiamo cercato di far rispettare al massimo. Ma per esempio in Puglia era tutto un altro film. Per esempio l'unica regola era
oltre a portare la mascherina, era ridurre la capienza dei locali. Non c'era il distanziamento sociale in Puglia nelle discoteche. Quindi poi è ovvio che un gestore fa quello che gli viene concesso, e poi non ci si può stupire se magari esce qualche foto che sembra che non abbiamo rispettato le distanze. Ci sono i video poi che girano. Senta, le faccio un'ultima domanda. Se i governanti ci hanno permesso di farlo, è ovvio che non abbiamo le colpe noi. In Puglia è successo così. Dopodiché noi, parlo per me, abbiamo fatto il massimo per far rispettare questa serie di norme e penso che ci siamo anche riusciti, tant'è vero che i clienti che hanno frequentato l'Odissea, in particolar modo, visto che parlo a nome mio, penso possono testimoniare che siamo riusciti a far di tutto per farle rispettare queste regole. Ogni tanto ci si prendeva anche qualche critica perché sembrava che dassimo fastidio appunto col nostro servizio d'ordine a suggerire di stare distanti, a indossare le mascherine se erano vicini e quant'altro. Dovevate fare un po' i sergenti della situazione. Ecco, è sempre difficile far rispettare queste regole, però come ho detto all'inizio noi abbiamo delle attività al pari di tante altre, con dei costi altissimi, abbiamo o gli affitti per chi non è proprietario di struttura o per chi è proprietario l'IMU, e poi altre tasse tipo le insegne, l'asporto rifiuti. Tutte queste voci non è che ci vengono come dire, sottratte da essere pagate, e quindi chiediamo di avere un'ottica diversa da quella che c'è in questo periodo, perché attività come le nostre non possono sopperire fondi in nessun modo se non riaprendo, e quindi un grande ristoro è doveroso per noi e per tutta la nostra filiera. Dopodiché i calcoli che hanno fatto li trovo sbagliati, perché era giusto quantificare una percentuale sull'intero fatturato dell'anno precedente. Adesso la percentuale non glielo posso dire io, però era più giusto non calcolarla su un mese ma sull'intero anno, in modo da dare un contributo sostanzioso che permetteva di essere in grado di onorare tutti i nostri debiti e poterci ripresentare un po' in forma quando sarà anche la nostra ora per riaprire. E quindi io faccio questo appello. Poi ringrazio voi che ci permettete ogni tanto di parlare, di farci sentire, perché è molto difficile arrivare ai media, quelli nazionali, che forse hanno diffidenza verso il nostro settore, e come le ho detto io ormai ho visto un grande cambiamento negli ultimi anni. I nostri luoghi di divertimento sono sempre meno da etichettare come discoteche, ma come luoghi appunto di intrattenimento, luoghi di rincontro dove si può socializzare. Senta, le faccio l'ultima domanda. Conosce qualcuno che in quest'anno ha detto basta, non posso più andare avanti, oppure che ha dovuto reinventarsi? Perché immagino che un anno fermi è un incubo. Ormai è più di un anno, da febbraio scorso è più di un anno. Certamente qualcuno so che ha mollato la presa, che conosco io direttamente no, ma siccome abbiamo un SILB, il nostro sindacato, che ha degli affiliati, che sono tantissimi in Italia, so che qualcuno ha gettato la spugna, e questo è sicuramente un brutto segnale. Parlo anche di SILB per dire un'altra cosa che la ritengo importante. Quando tutto sarà tornato alla normalità, noi stiamo preparando un decalogo, spero che venga terminato e accettato anche da tutti i soci, che prevede una serie di regole alle quali i gestori dovranno attenersi per essere dentro un contesto che abbia poi una visione positiva da parte dell'istituzione, in modo che chi non opera dentro quei parametri chiaramente non può far parte del nostro sindacato. Questo è importante, questo è molto importante. Sì, perché vogliamo evitare che nascano in continuazione degli improvvisati
che poi rovinano il lavoro di tante gestioni che magari sono da una vita che fanno questo lavoro. Certo. Io per esempio rappresento una famiglia, l'ho già detto in altre occasioni, che è sul territorio da più di 50 anni. Certo. Mio papà è partito da un'osteria e così anche tanti altri gestori. Da lì poi le cose si sono sviluppate, però la voglia di fare c'era allora e c'è tutt'oggi. L'importante è essere non continuamente criminalizzati, ma supportati, e poi fare distinzione tra chi opera bene, chi opera male, tra abusivi, tra improvvisati, tra gente professionista e non. Quindi spero che questo nel tempo venga sempre più alla luce e quindi continuare a operare in serenità, anche in collaborazione con le istituzioni con le quali abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Perfetto, grazie allora, grazie davvero a Giannino Verandi, ci ha dato uno spaccato. Visto che ho questa occasione, saluto anche tutti i clienti dei locali del Veneto e in particolare quelli dell'Odissea che abbiamo detto ormai è un bel po' che non li vediamo. Spero di vederli presto e di rincontrarli all'Odissea. Grazie a tutti. Benissimo, grazie a Giannino Verandi, davvero ci ha dato uno spaccato di un mondo che ha bisogno di far sentire la sua voce. Grazie davvero, buon lavoro. Speriamo di capire nelle prossime settimane cosa accadrà. Grazie davvero. Allora, mi dicono che abbiamo già il prossimo ospite in collegamento. Allora, prima di salutarlo, cambiamo decisamente argomento, vediamo questa immagine, questa copertina che ha realizzato il nostro Renato Capoia, perché ci introduce a questo argomento del quale parleremo con il nostro ospite. Guardate. Allora, il montaggio di Renato Capoia, che ringrazio, con le immagini straordinarie del nostro archivio storico di Antenna 3. Eravamo lì in quei giorni di aprile del 1991, 30 anni fa, eravamo lì a testimoniare come Antenna 3 la tragedia del traghetto Moby Prince, che ci riguardava da vicino e ci riguarda tuttora da vicino per le vittime venete, le vittime trevigiane di quella terribile tragedia che, l'avete visto nel titolo, ancora non ha un colpevole, ancora non ha risposte. Purtroppo uno dei tanti casi, dei drammi che in Italia non hanno risposte anche dopo tanti anni. In collegamento il sindaco di Montebelluna, Elzo Severin, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Allora, quelle immagini davvero terribili, voi a Montebelluna ogni anno ricordate questa tragedia, c'era questo prologo che era un prologo di gioia, un matrimonio che veniva celebrato in Sardegna, questa famiglia con Ernestino Saccaro e Antonietta D'Altezzone, che erano insieme al figlio Ivan, la nonna Maria Marcon, il cugino Pasquale D'Alzotto, che erano tutti di Biadene, di Montebelluna, e poi c'erano anche i coniugi Gino Guizzo e Giuseppina Martignago di Volpago, che si recavano in quella situazione che doveva essere di gioia per il matrimonio della figlia, che doveva sposarsi proprio lì in Sardegna, e poi quella notte terribile. Voi lo ricordate ogni anno, quest'anno in particolare perché sono passati 30 anni. Che emozione ogni anno ricordare quella tragedia che, lo ricordiamo, è senza un colpevole. Ma guardi, ne parlavo proprio giorni fa quando stavamo organizzando appunto
rappresentazione che manderemo in streaming questa sera, appunto. Ne stavo parlando proprio nell'organizzazione di questa manifestazione e a un certo momento ho detto: ma addirittura sono passati 30 anni, mi sembra l'altro ieri. Tanta è stata l'emozione di quell'avvenimento sconcertante, assolutamente, tanta è stata l'emozione che è rimasta dentro di me, e tant'è che mi sembrava quasi che fossero passati pochi anni, proprio per questo ricordo costante che ho di quell'avvenimento luttuoso della perdita appunto di concittadini, considerando poi che erano persone che si erano imbarcate per andare in Sardegna per un evento molto, molto bello, molto lieto, cioè un matrimonio che tra l'altro per il quale erano state invitate 500 persone, per lo sposo era di origine sarda, certo. La sposa ovviamente era originaria di Montebelluna, anche se in effetti il suo papà era originario di Arsiè, provincia di Belluno. Certo. Ripeto, è un'emozione che ogni anno si ripete e che è assolutamente viva nei nostri cuori, proprio considerando tutte le persone che sono morte. Ovviamente sono 140 persone che hanno perso la vita in quel gravissimo incidente, ma ovviamente pensando anche a quei 5 nostri concittadini che per andare a un evento bello, lieto, eccetera, hanno perso la vita in un modo così assurdo e non ancora ben compreso, tant'è che quello che ci dispiace ancora di più è il fatto, sono i risvolti sia ovviamente umani, ma anche i risvolti giudiziari che a tutt'oggi, dopo 30 anni, non hanno ancora portato a nessuna conclusione. Non sappiamo ancora chi è il colpevole, cosa sia successo effettivamente, e per cui è una di quelle tragedie italiane che si portano avanti nel tempo e magari qualcuno crede che col tempo vengano dimenticate. Questa assolutamente non è stata dimenticata, e io mi auguro che anche la giustizia, nonostante siano passati 30 anni, arrivi a una definizione di quelle che sono state le colpe ovviamente della tragedia. Già il fatto di trovare dei colpevoli sarebbe una cosa buona, anche se fosse, comunque sarebbero passati 30 anni. È davvero incredibile che non ci sia ancora una certezza, nonostante insomma la dinamica sia stata abbastanza ricostruita in questi anni. Senta, ci ricorda come lo ricordate questa sera, questo drammatico evento? Niente, questa sera appunto in streaming facciamo una rappresentazione, praticamente viene riproposta tutta la vicenda. Ringrazio anche per la collaborazione dell'Associazione Culturale La Nave Europea, che ricostruirà appunto tramite una serie di monologhi incrociati con materiale anche d'archivio tutta la vicenda, e naturalmente anche con ricordi di testimoni, documenti ufficiali e naturalmente tutti quelli che sono stati finora i risvolti giudiziari. Ecco, inizierà questa sera alle 8:30. E alla fine della rappresentazione ci saranno eventualmente anche delle domande alle quali ovviamente, se saremo in grado di rispondere, ma forse qualche domanda sarà rivolta anche a coloro che dovevano gestire o che stanno ancora gestendo quello che è il risvolto giudiziario. Senta, lei lo ha detto prima, sembrava ieri. Cosa ricorda di quei giorni? Cosa ricorda? Ma io ricordo appunto di essere improvvisamente, mentre guardavo la televisione, si è interrotta la trasmissione che stavano facendo, proprio portando a conoscenza di quanto stava accadendo al largo appunto del porto di Livorno. E chiaramente le notizie inizialmente erano notizie un po' vaghe, eccetera. Sembrava
che fosse stato un piccolo incendio, per quel che ricordo io, insomma, un piccolo incendio, eccetera, eccetera, e sembrava che fosse una cosa che doveva essere risolta rapidissimamente, e invece la situazione era ben diversa, appunto, e questo lo siamo venuti a sapere poi a distanza di alcune ore e nei giorni successivi, insomma. Era stata una tragedia enorme. Ricordo che appunto, so per certo anzi, che è stata la più grande tragedia navale successa in acque italiane. Certo, per cui esatto. una tragedia enorme, insomma, che ha coinvolto tutta la nostra nazione dal punto di vista anche del sentimento, del dispiacere, della tristezza proprio per la perdita di 140 persone. Insomma. E poi la caparbietà anche di i parenti delle vittime che non hanno mai mancato di chiedere il perché in tutti questi anni. Certo, io mi auguro che anche la rappresentazione di questa sera, che appunto sarà divulgata in streaming, per cui sarà vista, me lo auguro, da tantissime persone, riporti un po' alla mente di tutti quanto è successo, ma soprattutto a chi deve dare una spiegazione. A tutte quelle, alle autorità, al tribunale, eccetera, eccetera, a tutte appunto quelle istituzioni che non hanno ancora risposto e che devono assolutamente dare una risposta, perché, ripeto, questa tragedia è nel cuore di tutti gli italiani e tutti quanti aspettiamo appunto delle risposte precise. Grazie, allora, grazie davvero al sindaco di Montebelluna per essere stato con noi questa sera. Peraltro nel nostro telegiornale sentiremo anche le voci di alcuni dei familiari delle vittime di quella tragedia. Grazie davvero. Io ho il dispiacere di non aver ancora conosciuto la signora Claudia Saccaro e il signor Pino Cossu, che appunto sono diciamo i due sposi che hanno attraversato questa tragedia chiaramente in prima persona, praticamente vedendo appunto la scomparsa dei loro più stretti parenti. Mi piacerebbe conoscerli prima o poi. Ecco, sì, sono i due coniugi che aspettavano l'arrivo di quei parenti che poi non sono più arrivati. Grazie davvero al sindaco di Montebelluna. Grazie. Arrivederci. Allora, questa sera alle 20:30 ci sarà questa importante ricordo in streaming e questa sera nel nostro telegiornale ricorderemo ovviamente la tragedia anche con le voci di alcuni dei parenti delle vittime di questa terribile tragedia senza colpevoli. Noi torniamo adesso a parlare del Covid, fra poco avremo la pubblicità, ma prima di andare in pubblicità volevo mostrarvi il servizio di Marta Marangon che abbiamo realizzato ieri, che riguarda una fetta importante delle persone che hanno subito il Covid in questi mesi, che ne sono uscite negativizzandosi, ma che ancora, ed è una fetta sempre più larga, ancora si manifestano quei sintomi, quelle conseguenze del virus. L'hanno chiamato long Covid. A Treviso parte un progetto proprio per la riabilitazione di queste persone. Vediamo allora il servizio sulla riabilitazione post-Covid. Respiro corto, estrema stanchezza, problemi cardiaci, ma anche difficoltà di concentrazione e memoria anche dopo la guarigione dal Covid. Circa il 30% dei pazienti manifestano sintomi invalidanti anche parecchi mesi dopo la negativizzazione. L'ULSS 2 ha attivato un progetto sperimentale di riabilitazione per aiutare queste persone a recuperare il più possibile le capacità perdute attraverso un trattamento domiciliare, in ambulatorio e in teleriabilitazione. In modo da dare la migliore risposta possibile a queste persone in un percorso di lungo periodo, integrandoci poi anche con gli specialisti più dedicati ai vari problemi che possono presentare i pazienti, quindi lo pneumologo, il cardiologo, il neurologo e come poi dopo è stato anche detto, specialisti per la parte invece neuropsicologica, perché tra i sintomi, non lo dimentichiamo, ci sono anche difficoltà di memoria, di concentrazione, di attenzione che incidono pesantemente sulla qualità di vita delle persone. Adesso pochi istanti di pubblicità e poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta. Allora ripartiamo dalla notizia di cronaca. È morta nel pomeriggio di ieri a 78 anni nella sua casa di Preganziol la stilista veneziana Fiorella
Mancini, nota per aver animato la scena veneziana degli anni 80, moglie dell'architetto Plinio Danieli. Mancini ha improntato la sua attività con una vena di trasgressione e surrealismo, con molteplici sfaccettature tra moda, arte, attivismo politico. Alcune sue performance per il Carnevale di Venezia avevano sollevato polemiche per contenuti fortemente provocatori. Alcune sue creazioni sono state indossate da alcune icone mondiali come Elton John e Sting, quindi un lutto nel mondo della moda per la morte della stilista veneziana Fiorella Mancini, che è morta a 78 anni ieri pomeriggio nella sua casa di Preganziole. Poi c'è il cordoglio dello sport e non solo per la morte di Michele Pasinato in questi giorni, lo schiacciatore della nazionale di pallavolo e della squadra di Padova, originario di Cittadella, mancato dopo una lunga malattia a soli 52 anni. Ebbene, i funerali si svolgeranno alle 15 di lunedì prossimo alla Chioene Arena. Non poteva essere altrimenti, dato che per anni quella è stata per la sua casa pallavolistica, luogo ideale e altamente simbolico per salutare il Paso, come tutti lo chiamavano. Per questioni di sicurezza sanitaria la partecipazione alla funzione religiosa sarà ovviamente limitata. Su richiesta della famiglia, chi volesse compiere un gesto simbolico di vicinanza potrà effettuare una donazione all'associazione Roberto Farini Onlus per la gastroenterologia. Quindi l'ultimo saluto al mitico schiacciatore della nazionale di pallavolo Michele Pasinato sarà lunedì alle 15, lunedì 12 alle 15. Restiamo nel Padovano per parlare invece di un tema, di una vicenda di cui avevamo già parlato in passato. Sono tutti, e torniamo a parlare del coronavirus, sono tutti contagiati dal coronavirus i 2000 visoni presenti in un allevamento di Villa del Conte nell'Alta Padovana. Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali, ma il loro destino appare segnato. Potrebbero essere tutti abbattuti nei prossimi giorni i 2000 visoni presenti nell'allevamento di Villa del Conte a causa della presenza del Covid nella totalità degli animali. Lo comunica la LAV, Lega Antivivisezione, sulla base della documentazione che ha ottenuto dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Sono stata anche contattata nei giorni scorsi per comunicazioni informali rispetto ad alcune importanti decisioni o comunque alcune importanti valutazioni sull'argomento. Attualmente però non sono ancora state emanate comunicazioni ufficiali. L'indagine condotta dall'Associazione Animalista ha permesso di scoprire che le prime positività al coronavirus nei visoni dell'allevamento di Villa del Conte sono state rilevate l'11 gennaio, quando le autorità sanitarie locali hanno avviato lo screening diagnostico obbligatorio. Da qui il sequestro della struttura da parte del comune. Ormai sono mesi che la sottoscritta è in stretto collegamento con i servizi veterinari dell'ULSS 6 competente nel territorio per quanto riguarda l'allevamento di visoni di Villa del Conte. Abbiamo tenuto monitorata in maniera molto stretta la situazione, sono stata protagonista di un'ordinanza che ha sequestrato l'allevamento stesso e in seguito alla quale si sono avviate tutte le procedure di verifica dello stato dell'arte, quindi della salute delle persone e chiaramente anche degli animali. Torniamo a parlare del processo a Vincenzo Consoli nell'ambito del crack Veneto Banca. Abbiamo sentito prima Marta Maragon, questa sera ci sarà il servizio della nostra Lina Paronetto che ha seguito l'udienza di oggi. Vi do un aggiornamento: è stato aggiornato al 19 aprile il processo davanti al Tribunale di Treviso all'ex amministratore delegato di Veneto Banca Luciano Consoli, imputato di ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto. La prima udienza odierna è stata dedicata alla costituzione delle parti civili e alle istanze preliminari delle parti. Il PM Massimo De Bortoli ha chiesto di sentire 30 testimoni, la difesa 200. L'avvocato Ermenegildo Costabile, difensore di Consoli, ha avanzato richiesta di incompetenza territoriale a Treviso perché 2 giudici del distretto d'appello di Venezia sono o erano azionisti della banca e ha chiesto la trasmissione degli atti a Trento. Chiesta anche l'esclusione di alcune parti civili, fra cui risparmiatori che avevano accettato la transazione nel 2017 e di alcune associazioni di risparmiatori. Non sono mai stato prima in tribunale, ha detto ai giornalisti all'uscita Consoli. Posso dire di aver visto il collegio giudicante attento e sereno e dunque sono fiducioso. Queste le prime parole di Consoli e che poi sentiremo anche questa sera nel corso del nostro telegiornale. Quindi la difesa chiede il processo a Trento, quindi di spostare il processo da Treviso a Trento. Vedremo cosa verrà deciso nei prossimi giorni. L'udienza comunque è stata rinviata al 19 di aprile.
Il Covid, torniamo a parlare del Covid e il pericolo, come sappiamo, sempre reale, delle infiltrazioni mafiose legate alla crisi da Covid, ispezioni della DIA ai cantieri della A4, l'interrogazione parlamentare dell'onorevole veneziano del PD Nicola Pellicani. Covid e infiltrazioni mafiose nel tessuto economico del Veneto. I dati forniti dal Ministero dell'Interno parlano di 31 milioni di euro di beni di provenienza illecita sequestrati in regione dal 2019 ad oggi e di 11 milioni confiscati. Numeri che rispondono ad un'interrogazione parlamentare dell'onorevole veneziano, membro della Commissione Antimafia Nicola Pellicani. Per questo ho fatto un'interrogazione al Ministro dell'Interno per chiedere che, soprattutto con un interessamento relativo al Veneto orientale, dopo l'inchiesta su Eraclea, perché non è solo Eraclea ma tutto il litorale ovviamente che è interessato al fenomeno, come è già emerso dalle inchieste. Mi riferisco in particolare a Jesolo, a Caorle, dove ci sono dei movimenti registrati, come è emerso dalle ordinanze. Un grado di attenzione evidenziato anche dal blitz effettuato dalla DIA il 4 marzo presso i cantieri per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 nei comuni di San Stino di Livenza e Latisana. Ha fatto dei controlli sui lavori e i cantieri della terza corsia sulla 4 per vedere che tutto fosse in regola, perché uno dei fenomeni che si è registrato in altri cantieri è quello anche del lavoro nero, di manovalanza che proviene da altre province, il fenomeno dei subappalti che è difficilmente controllabile, quindi col fenomeno del lavoro nero e con personale fornito dalla criminalità organizzata. L'onorevole del PD ha organizzato un ciclo di incontri su Facebook volti a sensibilizzare al fenomeno delle infiltrazioni mafiose. Il prossimo sarà con il procuratore di Venezia Bruno Cherchi e l'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi. Adesso torniamo a parlare della campagna vaccinale anti-Covid, in questo caso del Vicentino. Fra poco ci collegheremo anche con i nostri ospiti politici per fare un po' il punto della situazione. Dunque, dicevamo, la campagna vaccinale anti-Covid nel Vicentino con i carabinieri che aiutano gli anziani per effettuare la prenotazione, come accade ad esempio anche nel Bellunese. Guardiamo. Da oggi sarà possibile potersi recare presso i presidi del territorio, quindi le stazioni e le tenenze della provincia di Vicenza, per poter ricevere un supporto per effettuare la prenotazione online sui portali della ASL, della 8 e della 7 e quindi ovviamente dare un contributo fattivo a questa campagna di vaccinazione in corso. Un click di solidarietà è la campagna di assistenza rivolta agli ultrasettantenni in difficoltà ad usare computer e cellulari per prenotare la vaccinazione anti-Covid sul portale delle ULSS di competenza. I carabinieri presenti nei 40 presidi vicentini sono a disposizione per aiutare gli anziani nella compilazione telematica della prenotazione. È sufficiente telefonare al 112 e prendere appuntamento nella caserma più vicina. In caso di impossibilità a muoversi, saranno eccezionalmente militari a recarsi nelle abitazioni. È la seconda volta che i carabinieri vengono mobilitati per assistere gli anziani in difficoltà per la pandemia. Lo scorso anno si erano resi disponibili per il ritiro della pensione. Sì, questo è un secondo esempio di vicinanza e di sostegno nel concetto di polizia di prossimità e di supporto alla cittadinanza. È un'ulteriore dimostrazione di vicinanza e di sostegno per la popolazione e per le fasce deboli. Un altro capitolo importante è la questione del Recovery Fund. Allora, la proposta del Partito Democratico regionale, una proposta chiamata Patto per il Veneto 2030. Un patto per il Veneto in direzione del Recovery Fund che vada a toccare più aspetti dell'economia regionale con risorse a breve in arrivo come mai in precedenza. È la proposta del capogruppo del PD in Regione Veneto che si rivolge direttamente al governatore del Veneto. E noi proponiamo al Presidente Zaia e alla maggioranza di stendere un patto per il Veneto del 2030, un patto che la Regione deve fare con le categorie economiche, con i sindacati, con le università, col mondo del volontariato per decidere come investire queste risorse. Almeno 3 gli ambiti di applicazione della distribuzione dei fondi come proposto sempre dal capogruppo PD in Consiglio regionale. La transizione ambientale, quindi come trasformiamo le nostre imprese in imprese green, la digitalizzazione e l'innovazione
l'occupazione, l'inclusione e la coesione, perché anche in Veneto c'è bisogno di un grande investimento su questi fronti. Tanta carne al fuoco, insomma, da qui al 2030 hanno fissato per questa proposta di patto, un patto che potrebbe davvero funzionare, ma soltanto se tenuto conto di un aspetto fondamentale. Serve farlo insieme, questa è la sfida, la richiesta che facciamo alla maggioranza, la possibilità di concertare lo sviluppo del Veneto. Il Veneto è una grande regione, è uno straordinario territorio, ma abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di costruire però una crescita diversa che tenga conto del tema della sostenibilità e dell'ambiente e che crei sviluppo, lavoro e occupazione per i veneti e per i cittadini del nostro territorio. Fra pochissimo c'è la pubblicità e poi ci sono i nostri ospiti politici. Allora, il tema delle riaperture, abbiamo iniziato proprio parlando di questa ipotesi del 19 aprile, dovrà essere valutato ovviamente dalla cabina di regia, dai tecnici, dal governo. La data chiave è venerdì 16 aprile, si potrà capire se questa eventuale riapertura per bar, ristoranti, cinema, teatri potrà essere concreta e bisognerà vedere in che zone d'Italia. Dal 19 sappiamo che c'è una parte invece del governo che cerca di mantenere invece la linea fino al 1° maggio. In ogni caso le regioni italiane sono al lavoro con i loro gruppi tecnici indicati dalla conferenza delle regioni, che peraltro adesso vede alla guida da ieri il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, e quindi ci sono dei tavoli coordinati proprio dal Veneto per ripartire sia a livello sanitario sia a livello di categorie economiche, quindi ci sono questi tavoli. Rieccoci in diretta, lo spazio come ho detto era brevissimo, dovremo avere già in collegamento il primo dei nostri 3 ospiti politici. Buongiorno a Claudio Borgia di Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Stiamo aspettando e fra pochissimo saranno collegati Gianangelo Boff della Lega e Giovanni Zorzi del Partito Democratico. Colgo l'occasione di avere lei per primo per parlare un po' di lei. Come sta? Come si sente? Guardi, adesso un po' meglio rispetto ai giorni scorsi. Questi sono i miei 2 nuovi compagni di questi giorni. Avvertiamo i telespettatori, purtroppo lei si trova in isolamento perché è positivo, è così? Sì, sono positivo al Covid da qualche giorno e quindi insomma, come dicevo prima, i miei 2 nuovi compagni di viaggio sono il termometro, il saturimetro e ovviamente l'antibiotico e tutto quello che mi ha prescritto il medico. Sono fortunato perché insomma non ho dei grandi sintomi in questi ultimi giorni e quindi il mio pensiero va a tutte le persone che sono invece in un letto d'ospedale e stanno combattendo con questo virus che è subdolo e che crea molta, nel mio caso, stanchezza, ma che non mi ha evitato di continuare ad occuparmi sia del comune che della regione, perché insomma io lavoro anche in regione, quindi insomma sto cercando di continuare a lavorare e a portare avanti i progetti del mio comune. Vado sul personale e mi dica quando fermarmi. La sensazione, insomma, la scoperta, noi lo raccontiamo spesso, poi quando si scopre di essere positivi cosa cambia? Beh, guardi, è molta preoccupazione e ansia, poi io sono molto ansioso e quindi il fatto di rimanere rinchiuso poi nella mia camera da letto, perché insomma ho un piccolo appartamento che condivido con mia moglie e quindi lei purtroppo è in soggiorno, isolata perché lei invece è negativa, io sono in camera da letto e le prime sensazioni che si provano sono ovviamente un po' di paura, un po' di ansia, un po' di preoccupazione, perché ovviamente se ne sentono molte e la situazione può cambiare repentinamente, quindi bisogna sempre fare attenzione ai sintomi del proprio corpo. Io cerco insomma di rispettare poi quello che mi dice il medico, quindi le precauzioni mediche, e spero di finire presto. Domenica prossima dovrei fare il tampone e quindi ho ancora una settimana abbondante di isolamento, sperando insomma di negativizzarmi. Ecco, la parola che hanno tutti insomma quando raccontano in prima persona il virus è subdolo, cioè non ti aspetti questo arrivo, pensi di aver, come dire, rispettato sempre tutte le regole,
e invece poi arriva. E così è. Tutti quelli che abbiamo sentito in questi giorni, anche abbiamo raccontato il sindaco di Spresiano della Pietra, ma anche precedentemente, dicono subdolo, un virus subdolo. Ci può spiegare questo aggettivo che state usando un po' tutti? Sì, assolutamente, anche perché io ho cercato di rispettare sempre le regole, di mettere la mascherina, talvolta anche i guanti. Non me lo sarei mai aspettato dopo un anno e come dire, a pochi mesi dall'estate, quando il virus di solito si affievolisce e scompare, anche perché insomma nei mesi caldi ho dato una mano alla protezione civile, ho portato i tablet nelle scuole, quindi nei mesi scorsi, sempre mantenendo le distanze e il rispetto delle regole, mi sono dato da fare molto di più di quanto in queste ultime settimane, e quindi non si pensa mai possa capitare a te. Poi avevo avuto in famiglia mio papà che era stato molto male, era stato ricoverato a Vittorio, quindi insomma la preoccupazione e poi anche la buona notizia fa sì che pensi che insomma non capiti mai a te. Purtroppo insomma quando uno abbassa un po' le difese è lì che insomma il virus colpisce, quindi non so dove posso averlo preso, e per cui insomma anche questo è un segnale di preoccupazione, ecco. L'altra preoccupazione è cercare di non aver contagiato nessuno, che grazie a Dio insomma fino ad oggi nessuno delle persone con la quale sono stato a contatto sono diventate positive, ecco. Un esempio su tutte è mia moglie, o anche i miei familiari, mia mamma e mia sorella e mio papà, e quindi insomma ecco, sono queste le preoccupazioni principali, quindi le condizioni di salute e non aver ovviamente contagiato nessuno. Nel frattempo ci ha raggiunto Gianangelo Boff, che saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti, vuole salutare Borgia? Salve, ciao. Sì, beh, ci conosciamo. Salve. Certo. Ci sta raccontando insomma di questa sua esperienza purtroppo di cui avrebbe fatto a meno con il virus. Ho scoperto anche tra l'altro giorno che abbiamo un'amicizia in comune. Eddie, non so se la conosci. Sì. La mia consigliatina. Sì, assolutamente. Allora ci sta per raggiungere anche Giovanni Zorzi del Partito Democratico, so che ha qualche problemino. Allora io chiedo questo alla regia: possiamo anticipare quei 40 secondi, quel minuto di pubblicità, in modo da capire se riusciamo a collegarci con Zorzi? Ok, allora mandiamo la pubblicità e poi ripartiamo. Rieccoci in diretta. Ci ha raggiunto, è stato provvidenziale questo break pubblicitario, ci ha raggiunto credo Giovanni Zorzi del Partito Democratico, è così? Forse? Eccolo qua. Eccoci qua, eccolo qua. Buongiorno. Allora, ripartiamo. Riassunto, Gianangelo Boff, Lega, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia e Giovanni Zorzi, Partito Democratico. Ripartiamo da quello che abbiamo detto all'inizio di questa edizione straordinaria. C'è un'ipotesi di eventuale riapertura il 19 di aprile, tutto deve essere vagliato ovviamente il 16 con l'analisi dei dati. C'è per una parte la maggioranza che preme per restare nella linea dura fino a maggio. Ripartiamo da qui. Boff, cosa dice? Ci sono determinati settori che ormai la cui sofferenza ormai è sotto gli occhi di tutti, è evidente, e poi tra l'altro è anche concretamente probabile, per chiunque abbia un'attività, tenerla chiusa per periodi così lunghi. Ora io dico, è ovvio che siamo ancora nella fase dell'emergenza, da qua al 19 comunque abbiamo ancora 10 giorni davanti. E poi diciamo, come è stato anche indicato alle varie attività nel primo periodo, attrezzandosi con il distanziamento, con le possibilità di avere appunto quelle sicurezze, quelle accortezze, diciamo, pensare a delle graduali riaperture è sicuramente auspicabile, perché dobbiamo cercare di conciliare, di gestire questa emergenza proprio con il cesello tra l'emergenza economica e quella sanitaria, quindi
ogni spiraglio di possibile riapertura eccetera va in questo momento colto, a mio avviso, perché appunto abbiamo 2 ordini di emergenza e quindi dobbiamo cercare di gestire entrambe nel modo più saggio possibile, perché comunque anche la sofferenza di tanti settori, vedi quello della ristorazione, dei bar, le palestre eccetera, cioè sono settori produttivi del nostro paese, settori che danno posto di lavoro, che producono PIL eccetera. È ovvio che il PIL non può essere quello che condanna la salute pubblica, però diciamo con un po' di attenzione a mio avviso può essere gestibile, soprattutto nelle regioni che non si trovano in zona rossa ma che si trovano già in una situazione diciamo leggermente migliore a livello epidemiologico. Zorzi, esiste questa ipotesi, c'è però una parte della maggioranza del governo, in primis il ministro Speranza, che dice no, dobbiamo tenere quella linea di maggio fino a maggio perché il rischio è quello di tornare indietro e non possiamo gettare quanto abbiamo ottenuto in queste settimane, perché diciamo lo spirito è quello di facciamo l'ultima chiusura vera e poi basta. Questo rischia invece di poter far programmare altre chiusure. Cosa dice lei? Più fiducioso sul 19 oppure è meglio tenere una linea fino a maggio per essere sicuri al 100%? Beh, nell'uno o nell'altro direi, nel senso che mi adeguo a quelle che sono le parole del presidente Draghi. Qualche giorno fa lui ha detto chiaramente che c'è un comitato tecnico-scientifico che analizza i dati, l'evoluzione del virus e i contagi, sulla base di quei dati si prenderanno le decisioni più opportune. Attenzione a dare, per carità, io capisco benissimo che in questo momento è necessario, l'ha detto bene Gianangelo Boff, dare anche un'indicazione, una prospettiva chiara anche per un ritorno alla normalità. Serve molto alle persone che sono in questa fase provate, stanche, stremate da un anno di emergenza, quindi senz'altro un'indicazione di una prospettiva va data, però attenzione anche a non creare false aspettative, perché il rischio è poi che questo malessere che comprendiamo che sta crescendo possa poi radicalizzarsi e diventare poi terreno di strumentalizzazione politica, come abbiamo visto per le manifestazioni dell'altro giorno. Io rinvio a quelle che sono le parole del presidente Draghi. Guardiamo i dati, cerchiamo di capire. Quello che abbiamo sotto mano ad oggi è una prospettiva senz'altro di grande fiducia, nel senso che l'Italia si sta scolorando, sta progressivamente tornando arancione, addirittura 10 regioni sono già con l'indice di contagi tali da di fatto essere zona gialla, quindi vuol dire che le misure adottate dal governo precedente e dal governo attuale stanno dando risultati positivi. Basiamoci su quello per capire che il trend è in evoluzione positiva. Ovviamente poi c'è tutta la partita che immagino verrà affrontata più avanti in questa trasmissione del piano vaccinale, che è l'altra grande arma che abbiamo a disposizione. Però a questo punto veramente stiamo attenti a non creare false aspettative. Borgia, lei come la vede? Guardi, purtroppo devo constatare che rispetto ad altre nazioni questo governo e i governi precedenti non hanno lavorato bene. Non hanno lavorato bene perché non c'è mai stata una vera e propria programmazione, come per esempio succede in Inghilterra. Speranza oggi dice fino a maggio. Qualche settimana fa diceva superiamo Pasqua e ce la faremo, a Natale chiudiamo tutto per passare il Natale in tranquillità, Natale chiuso. Cioè questo governo, i governi precedenti hanno lavorato, come si suol dire, a tentoni, quindi non c'è mai stata una vera e propria chiarezza e programmazione. Ma guardi, faccio un esempio su tutti, il caso, parlavano del piano vaccinale, a parte che solo il 2%, dato di qualche giorno fa, solo il 2% ha avuto il secondo vaccino, quindi siamo assolutamente in ritardissimo. Per fortuna ci sono le regioni, dico io, per fortuna. Il governo quello che dovrebbe fare, dovrebbe cercare di impegnarsi con l'Europa per avere più vaccini, e neanche quello riesce a fare. Però, come dicevo, l'esempio su tutti di poca programmazione e di poca fiducia che si dà agli italiani è proprio il caso AstraZeneca. Mi sono segnato il 30 gennaio, l'AIFA diceva ok, può essere dato ai cittadini tra i 18 e i 55 anni. Il 7 marzo Speranza, che non ne azzecca una oggettivamente, dice va bene per tutte le età.
il 15 di marzo vaccino sospeso dopo 4 giorni di via libera dall'EMA. Il 7 aprile il CTS dice sconsigliato sotto i 60 anni. Allora mi dovete dire dove dov'è la programmazione, soprattutto bisogna impegnarsi a fondo per trovare delle soluzioni, e qui purtroppo manca di programmazione. Ho sentito parlare delle manifestazioni. Allora, tenuto conto che tutti i comportamenti scorretti sono da condannare, però se non ci rendiamo conto, invece di essere rinchiusi in qualche palazzo, non ci rendiamo conto che lì fuori c'è gente che non arriva a fine mese, e lo ha detto benissimo il commissario Boff, e ci sono partite IVA che non arrivano a fine mese e quindi si trovano a dover manifestare. Non esiste nessuna strumentalizzazione politica, esiste la problematica da affrontare e da risolvere, e il fatto che non ci sono soluzioni ad oggi. Quindi c'è gente che, penso alle palestre, penso al sistema turistico, sono chiusi da mesi, quasi un anno, e non sanno come uscirne, e purtroppo, diciamocelo, i ristori sono briciole. Adesso speriamo che con i nuovi ristori e con le nuove aperture qualcosa si possa fare, però anche il 19 di aprile secondo me oggi è una chimera. Allora, fra poco parliamo della questione vaccinazioni. Boff, sì. Però mi consenta di spezzare una lancia, perché sembra quasi che la manifestazione dei commercianti e degli esercenti che c'è stata a Roma sia stata, non è che il Covid abbia sospeso la democrazia o la libera espressione dei cittadini. Io ho visto adesso frasi di condanna verso la manifestazione dei commercianti, eccetera. Allora, non ho visto altrettante condanne quando c'era gente che per motivi, non come il Covid, ma sicuramente per motivi molto più futili e non legati alla sussistenza delle loro attività, ma per motivi, ripeto, ancora più futili, con gli estintori sfondavano le camionette dei carabinieri, e ci sono state manifestazioni di protesta perché questi dovevano manifestare liberamente, eccetera, erano giustificati perché il carabiniere non doveva... adesso stiamo parlando di gente che ha le attività chiuse, che sta soffrendo, hanno messo a repentaglio le loro famiglie, le loro attività, e che adesso questi non possono neanche legittimamente protestare. Secondo me, insomma, bisogna stare un po' cauti anche con lanciare giudizi sulle manifestazioni di persone che stanno soffrendo e portano la loro sofferenza alle attenzioni dei palazzi del potere. Zorzi, sulle manifestazioni voleva dire qualcosa? Sì, io non ho assolutamente detto quello che mi è stato in qualche maniera... non l'ho sentito, non da voi, si sentiva dai giornali, eccetera, sembravano quasi manifestazioni eversive infatti, in piazza, poveretti. Ho detto poc'anzi che il malessere è comprensibile e capiamo anche quello che porta un esercente, un commerciante a scendere in piazza, e il Covid non sospende la democrazia, questo sia chiaro. Quello che va condannato è il tentativo di infiltrazione da parte di frange estremiste, come abbiamo visto purtroppo a Roma, una minoranza di gentaglia che cerca di infiltrarsi in quelle manifestazioni, ripeto, di malessere comprensibile, per cercare di strumentalizzarle a proprio vantaggio. Quello è assolutamente da condannare. Allora, prima di parlare di vaccini, siete d'accordo, se ne è parlato in questi giorni, sul fatto che comunque vada, e speriamo ovviamente si vada per il meglio, ma il sistema delle fasce a colori deve essere superato nel futuro per la gestione dell'emergenza Covid? Si è parlato in questi giorni anche di una fascia rossa che ovviamente però aveva determinate regole o postille o deroghe, la fascia arancione, insomma andrà cambiato il sistema, andranno cambiati i parametri come chiesto spesso dalle regioni? Zorzi? Ma allora, precisiamo che innanzitutto la cosiddetta zonizzazione per colore ha comunque dato un risultato importante se pensiamo alla differenza tra il modo di gestire che c'è stato nel primo lockdown e quello nella seconda ondata, nel senso che nel primo lockdown c'era stata una fortissima conflittualità tra Stato e Regioni, invece con la seconda ondata, proprio con la divisione a fasce, questa conflittualità si è in qualche maniera disinnescata e c'è stata una maggiore collaborazione, cosa fondamentale per affrontare l'emergenza in qualsiasi caso. Io mi auguro che venga superata, ma molto banalmente,
perché mi auguro che con l'intensificarsi della campagna vaccinale non ci sia più bisogno di parlare di colori, di zone rosse, zone gialle, ma che ci sia la prospettiva, come ha dichiarato tra l'altro proprio ieri il direttore generale Benazzi dell'ULSS 2, che si possa arrivare, penso appunto all'ULSS della Marca Trevigiana, a giugno già una prospettiva di zona bianca. Quindi io veramente mi auguro che il superamento delle fasce per colori sia una conseguenza dell'efficacia della campagna vaccinale, oltre che ovviamente delle misure restrittive dei comportamenti prescritti da un anno a questa parte. Borgia. Sì, riguardo ai colori delle regioni, sì, mi auguro anch'io che possa essere superato questo sistema. Io da sempre ho sostenuto che le attività, ma anche le scuole, dovevano rimanere aperte, e dovevano rimanere aperte con dei protocolli e soprattutto con delle disposizioni stringenti che però, come dire, potessero permettere alle attività di rimanere aperte, alle scuole di rimanere aperte, anche perché per quanto riguarda per esempio le scuole non c'è un dato che ci dice che reale, che ci dice che la scuola è come dire dove si propaga il virus, quindi è una struttura dove il virus si propaga, anzi gli studenti sono molto più attenti talvolta degli adulti. Ci auguriamo che si possano superare i colori delle regioni per dare omogeneità a tutto il paese, quindi a riaprire, anche perché oggi siamo il 10 di aprile e ci sono dei cittadini che hanno bisogno di lavorare, ha detto giustamente bene Boff, nel senso che non possiamo non prevedere che insomma questa situazione è talmente difficile da non permettere ai nostri cittadini di poter lavorare, quindi sono in difficoltà e scendono in piazza per quello. Per cui mi auguro che il governo quanto prima possa trovare delle soluzioni. L'ho detto prima, dobbiamo spingere per quanto riguarda il piano vaccinale, questo è chiarissimo. Boff, un attimo sulle zone e poi andiamo subito sui vaccini. Sulle zone, allora, la soluzione perfetta, noi siamo entrati con l'inizio dell'anno scorso in questa avventura catastrofica che è stato il Covid. Cioè è ovvio che tutte le soluzioni adesso sono abbastanza empiriche, nel senso che anche i vaccini, cioè generalmente i tempi per sviluppare un vaccino per una qualsiasi virologia sono tempi molto più lunghi generalmente, cioè si è cercato di sviluppare dei vaccini in tempi brevissimi perché c'era l'emergenza, c'era la necessità. Le varie soluzioni sono state soluzioni anche che a volte individuavano perché l'Organizzazione Mondiale per la Sanità spiega chiaramente cosa c'è da fare in caso di pandemia o epidemia da virus. Isolare, cioè l'unica soluzione per il virus è isolare e vaccinare, altre soluzioni non ce ne sono. Quindi, fra virgolette, è ovvio che adesso si cerca, dati alla mano, di cesello, di andare avanti e di progredire, nel senso di progredire con i vaccini e nel tempo stesso cercare di allentare quelle che sono le restrizioni. È ovvio però che anche il Premier Draghi è stato possibilista sul fatto di analizzare il fatto di poter aprire un po' prima rispetto a maggio. Sinceramente dei due, se devo fidarmi di qualcuno, preferisco fidarmi mi dà più garanzia il Premier Draghi che non il Ministro Speranza, anche semplicemente per l'esperienza precedente che non ha visto brillare quel ministero, diciamo. Quindi anche il Premier Draghi non ha escluso la cosa, per cui adesso guardiamo giorno per giorno cosa succederà e vediamo se comunque bisogna cercare il prima possibile, cercando di tenere in considerazione le due dinamiche, però il prima possibile bisogna o dare ristori che siano veramente ristori che vadano ad integrare quello che è il mancato reddito, che però presumo in questo momento per il Paese siano quasi contabilmente impossibili, oppure dare la possibilità a queste persone di sfamare le loro famiglie, cioè di dar da mangiare ai loro figli, di avere un reddito, di pagare i mutui, di pagare quelle spese che loro entrano. Questa è la situazione, cioè questi non è che protestano perché non vanno in ferie, stanno protestando
perché hanno finito i fondi, devono pagare i mutui, devono mantenere le loro famiglie, devono pagare gli affitti, cioè questa è la situazione, non stiamo parlando di gente che si lamenta perché non va a fare le vacanze a Portocervo. Allora Zorzi, Boffa ha introdotto il tema vaccini. Allora ieri il governatore Zaia in conferenza stampa ha detto: ho chiamato personalmente il commissario per l'emergenza Figliuolo, gli ho chiesto dateci i vaccini, abbiamo bisogno delle dosi perché se non arrivano entro martedì dobbiamo fermarci di nuovo, abbiamo le strutture, basti pensare al Palexpo di Marghera che ha iniziato e si è subito fermato perché mancano le dosi, addirittura ha parlato con gli altri presidenti di regione, se non vogliono AstraZeneca ce lo prendiamo noi. Dal suo punto di vista com'è la situazione in Veneto? Ma la situazione in Veneto come nel resto d'Italia non è chiaramente felice da questo punto di vista, c'è poco da fare, qui c'è un problema di forniture da parte delle multinazionali del farmaco che insomma si stanno dimostrando per quello che sono sempre state, nel senso che sfido chiunque ad averle mai considerate delle associazioni di volontariato e qui purtroppo il problema sta a monte come ha già segnalato anche il Presidente del Consiglio Draghi, nella contrattualistica, nella contrattualizzazione diciamo tra l'Unione Europea e queste società e queste multinazionali. E quindi un problema di fornitura, c'è un problema anche di organizzazione poi sul territorio, è stato messo in chiaro proprio dal governo recentemente la necessità insomma di darci anche delle linee guida chiare, delle raccomandazioni, più che raccomandazioni direi quasi anche degli ordini, visto che abbiamo il commissario che è il generale Figliuolo, sul fatto che bisogna assolutamente accelerare con gli anziani e le categorie più fragili, quindi quelli con patologie e quant'altro. C'è stato un problema senz'altro da questo punto di vista, io devo dire che se si chiede un errore fatto dal precedente governo su questo aspetto, credo sia stato quello di aver dato troppa discrezionalità alle regioni, nel senso che si è visto in Toscana hanno iniziato a vaccinare gli avvocati, in altre regioni si è fatto, ci sono state diverse interpretazioni. Io credo invece che fosse necessario, come di fatto dall'inizio dell'epidemia, un forte impulso centrale nel dare le indicazioni per attivarsi ai territori. Questo si sta facendo, la campagna vaccinale non è semplice proprio per le ragioni che ho detto prima a monte. Mi permetto soltanto un'ultima considerazione, io credo che veramente ci sia anche una questione di comunicazione che va in qualche maniera risolta, nel senso che in medicina il rischio zero non esiste, qualsiasi farmaco purtroppo presenta delle controindicazioni, degli effetti collaterali, anche banalmente l'aspirina. Noi dobbiamo partire dal presupposto che con AstraZeneca, sugli ultimi risultati che sono stati certificati, il rischio di trombosi è di 1 su 1.000.000 se non sbaglio, il rischio di morire di Covid di 3 persone su 100, quindi bisogna cercare appunto di, ripeto, fare un lavoro, anche uno sforzo di comunicazione importante. Ho letto che ieri sono state lasciate sul campo anche in Veneto non so quante migliaia di dosi di AstraZeneca, questo è inaccettabile. Il vaccino, che sia AstraZeneca, che sia Pfizer, che sia Moderna, è l'unica arma che abbiamo per poter permettere quello che diceva prima Boff, cioè di riprendere la normalità, di permettere alle nostre attività di riprendere appunto a fare il profitto, a pagare gli stipendi, i mutui eccetera. Quindi su questo io veramente credo che sia fondamentale registrare un cambio di passo dal punto di vista comunicativo. Borgia e poi Boff, troppa autonomia alle regioni sulle vaccinazioni, doveva essere una decisione unitaria per tutti? Borgia. Ma per fortuna ci sono, l'ho detto prima, c'hanno le regioni in provincia di Treviso, anzi in tutto il Veneto. Siamo arrivati a somministrare quasi 10.000 vaccini al giorno, siamo una delle regioni che ovviamente vaccina di più. Il problema non è delle regioni, il problema sono i vaccini che mancano. L'ho detto prima, è stato fatto un cambio al vertice, abbiamo messo Draghi perché Draghi aveva ovviamente un curriculum di tutto rispetto, aveva in Europa
dei rapporti straordinari e sicuramente avrebbe avuto più seguito e soprattutto avrebbe intrattenuto dei rapporti migliori con le istituzioni europee, e sicuramente i vaccini sarebbero arrivati, come dire, dal cielo e saremmo stati tutti vaccinati più velocemente. Purtroppo non è così, quindi il problema non sono le regioni, l'autonomia regionale, ma per fortuna se avessimo aspettato il governo e lo Stato e non ci fossero state le regioni, altro che il 2%, qui saremmo veramente in seria difficoltà. Per cui poi se le regioni in autonomia come la Toscana, tra l'altro che non guidiamo noi, sceglie di vaccinare scansi, gli avvocati o i parenti, gli amici, eccetera eccetera, questa è una responsabilità personale di chi fa scelte scellerate del genere. Le faccio un esempio: noi come amministrazione comunale abbiamo chiesto non di vaccinare parenti e amici, ma di vaccinare per esempio i nonni vigile, e nessun amministratore di buon senso del Veneto avrebbe mai chiesto di essere vaccinato prima di un nostro anziano, ma perché questa si chiama etica. Per fare politica ci vuole una certa etica, ci vuole moralità. Se qualcuno ha fatto delle scelte diverse, come la Toscana per esempio, quindi come chi governa la Toscana e chi ha fatto queste scelte, si prende la responsabilità. Ma grazie a Dio ci sono, per intenderci, le regioni, e grazie a Dio c'è la regione Veneto che riesce a vaccinare 10.000 persone al giorno in questa situazione. Si pensi a regime, quindi quando arriveranno i vaccini, quando avremo i vaccini. Per quanto riguarda AstraZeneca, l'ho detto prima, non c'è chiarezza, la gente e i cittadini hanno paura. La mia vicina di casa, la povera Rosetta, l'altro giorno mi ha detto sì, io vado a farmi il vaccino, speriamo che non sia AstraZeneca, che non lo voglio. Cioè, è questo il problema di fondo. Non c'è una chiarezza, non c'è una programmazione, lo ribadisco, e i cittadini sono spaventati. Boff e poi di nuovo Zorzi. Boff. Ma diciamo, allora, io non avrei nessun problema nel farmi vaccinare con il vaccino AstraZeneca. La casualità, la casistica dei casi in cui ci sono state complicazioni è talmente bassa che qualsiasi altro farmaco potrebbe fare danni peggiori. Detto questo, è chiaro che AstraZeneca ha una casistica più ampia, perché quello è tra i primi che è arrivato e è quello con il quale si è riusciti a vaccinare il maggior numero di persone. Cioè, se pensiamo a una casistica di 25 persone su 25 milioni di vaccini iniettati AstraZeneca, capite, e in alcuni di questi casi la diretta correlazione con il vaccino non c'è neanche, stiamo parlando del nulla. Quindi è solo un tam-tam mediatico, però se domani a me dicessero guarda, puoi andare a vaccinarti, dando la precedenza a tutti coloro i quali devono riceverlo prima della mia categoria o della mia classe, io andrei subito a farmi l'AstraZeneca senza nessun problema, e lo consiglierei a tutti, perché, come ripeto, la casistica è talmente bassa in rapporto ai vaccini fatti che qualsiasi altro farmaco che noi andiamo a comprare, l'idrossiclorochina che si prende quando i malati Covid hanno preso, andate a vedervi i danni che può provocare sugli organi interni l'idrossiclorochina, ad esempio, che è un farmaco antimalarico. Quindi di cosa ci stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando del nulla. Detto questo, dispiace perché dei casi comunque su ogni farmaco esistono, e purtroppo la casistica può toccare, e dispiace per chi è stato colpito, e va tutta la solidarietà, però, come ripeto, non può essere un caso unico. La cosa che invece, un pensiero che mi preme da molto tempo su questo discorso dei vaccini, perché i vaccini, non è che i vaccini non ci sono, i vaccini ci sono, il problema è il sistema di approvvigionamento, i contratti che ha fatto l'Europa per approvvigionarsi dei vaccini. La dimostrazione ne sia che ci sono stati che i vaccini hanno vaccinato tutti quanti, che ne hanno vaccini e stanno vaccinando. Mi chiedo poi, tra l'altro, perché il vaccino russo non venga utilizzato, che secondo me potrebbe essere efficace tanto quanto gli altri. Ma la cosa che io mi chiedo è perché, ad esempio, visto che c'è questo problema di approvvigionamento da parte della comunità europea, il mio istinto liberale per natura dice: ma se io sono un cittadino che non ho problemi economici e, fra virgolette, sarei disposto anche a pagarmi il vaccino e pagare i 30 e 50 euro e vado a farmi il vaccino, perché non consentire che sul mercato
si possano trovare i vaccini anche sulle farmacie, in modo che chi vuole, fra virgolette, può andare a farselo. A, si libererebbero dosi per le persone che realmente ne hanno bisogno e quindi invece di andare a farle ai centri vaccinali. B, si sgraverebbe la sanità pubblica. Adesso io non so quale strano meccanismo incastri questa visione anche un po' liberale, per l'amor di Dio, perché però io ritengo insomma che se c'è chi si può anche permettere di prendersi il vaccino e decide di andare in un negozio, in una farmacia che vende farmaci e trova il vaccino, se lo compra, se lo fa iniettare, o visto che c'è questa emergenza nel vaccinare tutti, perché non adottare una visione più liberale e consentire al fatto che possa essere fatto sia dal privato che dal pubblico? Zorzi, secondo lei è una spesso. visione troppo futuristica o potrebbe essere una soluzione? Ma di soluzioni potrebbero esserci tante. Io ad esempio rispondo a Gianangelo con un'altra mia fissa che fa parte un po', lui appunto ha citato la sua cultura liberale, io cito la mia cultura progressista e dico che ad esempio sarebbe il caso di liberalizzare i brevetti. Siamo in piena pandemia, il mondo sta soffrendo, credo che quello di superare i vincoli della proprietà intellettuale non sia poi così un dramma, vista la situazione che ci troviamo ad affrontare come umanità in questo momento, in questa fase storica, quindi consentire la libera produzione. Sul vaccino sono già liberi, scusa Giovanni, ti interrompo. Ci sono dei brevetti, sono però già liberi. Ci sono dei brevetti che impediscono, ad esempio, no, ci sono dei brevetti, la proprietà intellettuale sui vaccini c'è, attenzione, tant'è vero che uno dei problemi che è stato lanciato anche dall'Organizzazione delle Nazioni Unite riguarda il tema che in questo momento esula per noi, che è il tema dei paesi africani, ad esempio, che si troverebbero in difficoltà nel poter accedere a questi vaccini. Quindi il tema dei brevetti della proprietà intellettuale purtroppo c'è e va secondo me superato, visto la condizione di emergenza che stiamo ad affrontare. Questo senz'altro. Poi chiudo con un altro ragionamento sempre su AstraZeneca. Qualcuno ha adombrato anche ad una competizione poco corretta tra le varie società, tra le varie aziende farmaceutiche, nel senso che AstraZeneca, sappiamo, è anche quella azienda che di fatto offre il vaccino al prezzo più basso, e quindi che ci sia, diciamo, una sorta di competizione non proprio corretta da questo punto di vista da parte delle altre multinazionali, secondo me andrebbe da parte dell'Unione Europea messo un po' il faro su questa cosa qua, per cercare di capire se abbiamo subito, diciamo, una competizione che si sta facendo sulla pelle delle persone. Faccio una domanda provocatoria un po' a bruciapelo, a costo di attirarmi anche le ire dei Novax. Siccome molti dei problemi sono nati anche dai rifiuti delle persone che non si sono... Parlo dei problemi, dei disagi, delle code che ci sono, abbiamo visto, abbiamo raccontato anche tante volte nei nostri telegiornali. Molto spesso è accaduto per il rifiuto di persone che non si sono presentate, c'era l'urgenza di dover utilizzare i vaccini diciamo scongelati, diciamo un termine molto terra-terra, quindi chiamate delle persone all'ultimo momento appunto per questo rifiuto. Domanda così a bruciapelo, tagliare la testa al toro e dire siamo in una situazione di emergenza, poniamo l'obbligo vaccinale. Cosa ne pensa Borgia? L'obbligo vaccinale per tutti. Credo che se in questo caso gli scienziati, perché il nostro faro deve essere sempre la scienza, se gli scienziati ritengono che la soluzione migliore oggi è quella di obbligare a vaccinare tutti, ben venga. Se questo ci può portare ad uscire da questa situazione, dal Covid, in questo caso sono assolutamente d'accordo, ma perché il nostro faro deve essere la scienza, perché non abbiamo come dire altre valutazioni, non possiamo fare altre valutazioni. È vero, come ha detto prima Boff, che insomma questo di solito ci vuole più tempo per testare i vaccini, ci vuole una tempistica diversa, ed è per questo che bisognerebbe investire in questo paese più nella ricerca, questo lo dico sempre.
Se però l'AIFA e soprattutto anche il nostro comitato tecnico-scientifico ritiene che questa sia l'unica soluzione, ben venga a vaccinare tutti e obbligare tutti a essere vaccinati. La mia è una domanda ovviamente provocatoria, non credo che il comitato tecnico-scientifico abbia mai proposto questa cosa e non credo che lo farà mai, però voglio dire, uno può anche dire tagliamo la testa al toro, diamo un giro di vite e proponiamo questa cosa per chiudere la partita. Il vaccino deve essere ovviamente, come dicevo prima, deve essere assolutamente, come dire, infallibile, ecco, su questo, perché come dicevamo prima ci sono state delle situazioni poco chiare. Detto questo, però, è ovvio che non ci sono alternative al vaccino ad oggi per combattere il Covid, per cui per far sì che tra qualche mese si possa uscire da questa situazione, c'è un vaccino, utilizziamolo adesso. Poi diciamocela anche tutta, non vedo non vedo questa grande avversione al vaccino. Adesso io parlo con le persone, con i cittadini, 1 su 10 non vuole essere vaccinato, per cui anche la questione obbligo sì, obbligo no, dice che sarebbe superata, insomma, se si evitasse di fare del terrorismo sui giornali e sulle televisioni e ci fossero delle regole chiare anche su tutti questi vaccini, la gente sarebbe più tranquilla, sarebbe più, come dire, più aperta, ecco. Ho gli ultimi 5 minuti, devo far rispondere sia Boff che Zorzi. La Boff, giro di vite, paradossale, obbligo per tutti e chiudiamo la partita. Lei sarebbe d'accordo? Ma io sarei d'accordo, ma le spiego subito il perché. C'è l'esperienza sui vaccini, quante malattie noi abbiamo debellato grazie ai vaccini, rispetto ai tanti vaccini che vengono fatti per le varie malattie. Quante situazioni abbiamo comprovate scientificamente dove il vaccino crea veramente dei danni o provoca malattie o altro? Cioè, veramente, se vogliamo esaminarla in maniera pragmatica e scientifica la cosa, non c'è nessuna correlazione, quindi i vaccini sono frutto del progresso e hanno salvato milioni di vite che altrimenti sarebbero morte dal vaiolo, piuttosto che dal morbillo, piuttosto che da altre malattie che adesso sono state completamente debellate proprio perché ci sono i vaccini. Quindi il motivo per non vaccinarsi è veramente futile. Allora, non c'è nessuna prova scientifica, quindi secondo me in un momento di emergenza in cui è a repentaglio la tenuta di un paese, la tenuta economica di un paese, si potrebbe pensare anche a questo, insomma, si potrebbe pensare anche a questo. A mio avviso si potrebbe tranquillamente introdurre l'obbligo di vaccinarsi per garantire la sicurezza di tutti, cioè la sicurezza di tutti è un bene comune, è un bene di tutti. Zorzi, a 2 minuti, che dopo la chiusura proprio come una mannaia, lei cosa dice? Sì, se penso ai 4.500 lavoratori che hanno perso il loro posto di lavoro in provincia di Treviso l'anno scorso, se penso alle famiglie che stanno andando a fare la coda a richiedere lì il modello ISEE per la prima volta perché sono in difficoltà, se penso a tutti i morti che ci sono stati in questo anno, io vi dico che sì, l'obbligatorietà del vaccino credo che sia scontata, cioè la risposta è scontata da parte mia, quindi per l'obbligatorietà senz'altro. Tenendo presente un'altra questione, e chiudo velocemente, che non è che risolviamo la faccenda quest'anno con le 2 dosi, cioè finché c'è il rischio di questo virus e delle varie varianti che possono circolare, noi saremo legati a questi vaccini per almeno i prossimi anni, quindi il problema che si pone oggi si porrà anche il prossimo anno, quindi l'obbligatorietà secondo me andrebbe anche a superare questa situazione. Ma a chi dice che potrebbe essere una lesione delle libertà che comunque va salvaguardata? Zorzi. Io ho risposto alla tua provocazione, quindi senza entrare troppo nel merito, certo. È ovvio che c'è un problema di fondo, questo sì, sulla libertà individuale, senz'altro. Quindi è comunque una visione che potrebbe avere grossi problemi, non sarebbe quasi inattuabile, perché aprirebbe altre porte difficili da chiudere. Io ho risposto per quanto riguarda me, nel senso mi è stato chiesto se sono favorevole all'obbligatorietà, io dico sì, proprio sulla scorta di quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte.
Benissimo, allora ringrazio i nostri ospiti, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia. Grazie a voi. Buongiorno, grazie mille. In bocca al lupo anche per i prossimi giorni, per le prossime settimane. Grazie a Giovanni Zorzi, Partito Democratico, e grazie. A Gianangelo Boff della Lega. Siamo davvero in chiusura. Chiedo alla regia quanto manca, così poi vi... 50 secondi, allora abbiamo gli ultimi 50 secondi. Negli ultimi 50 secondi vi racconto che a Roma il sindacato infermieri dice in Italia ne mancano 85-90 mila. Il nostro sindacato denuncia da mesi le cifre allarmanti che riguardano la carenza di infermieri nel nostro sistema sanitario nazionale. Lo dice in una nota Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up. Ci siamo presentati al cospetto del virus con una lacerazione strutturale già profonda, quindi mancano davvero anche, questo è un altro settore importante, la mancanza di infermieri per garantire unità territoriale, unità sanitaria territoriale, quel collante fondamentale per portare avanti anche la sanità. Grazie davvero per averci seguito questa sera, come sempre i nostri telegiornali a partire dalle 18:30, poi Venezia e poi Treviso alle 19:30. Arrivederci.